Allora, buongiorno a tutti, vi preghiamo di prendere posto, che siamo tanti e così possiamo iniziare. Siamo molto contenti di questa grande partecipazione, sappiamo che ci sono persone che sono anche fuori in lista d'attesa, se vi sedete riusciamo a contare quanti posti liberi ci sono ancora. E lascio subito la parola a Donatella. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie Andrea. Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Io farò solo un brevissimo saluto introduttivo in una triplice veste. Primo di tutto come socio dell'Istituto Veneto, che mi corre l'obbligo e il piacere di ringraziare per questa ospitalità in questa bella sala sul Canal Grande, per l'ospitalità e le stanze a disposizione nella foresteria per alcuni dei nostri ospiti che vengono da fuori Venezia, per il lavoro e naturalmente quindi al Presidente, Professor Andrea Rinaldo, per il lavoro dietro le quinte svolto in queste settimane da Giovanna Palandri, per il lavoro prezioso di Sebastiano Pedrocco che ci ha aiutato moltissimo nel tenere i contatti fra tutti noi e nel comporre e stampare queste belle locandine che avete fra le mani, per il lavoro di Gabriele che lì dietro, in una stanza qui dietro, farà la registrazione di tutti gli interventi e terrà i collegamenti a distanza con i nostri ospiti stranieri. La seconda veste è quella di essere fin dall'inizio una socia convinta di ATA, Associazione Alta Tensione Alta tensione abitativa, non già come esperta di residenzialità, che non è la mia competenza, ma come presidente dell'Associazione Progetto Rialto. E richiamo questo soltanto per ricordare che alla base di questa iniziativa ci sono molte associazioni cittadine che lavorano da anni su temi diversi che riguardano la città, spesso con una frammentarietà eccessiva, non sempre produttiva, non sempre utile, e che invece con l'intervento di ATA siamo riusciti a coordinare, credo, in un lavoro condiviso di grande peso e di grande importanza. La mia terzo cappello che vorrei brevemente menzionare è quello di essere da sempre, gli anni ormai lo dicono, una studiosa di storia delle città e delle città europee in particolare. Come tale io credo che sia assolutamente ovvio e normale che le città si trasformino e che si trasformino proprio nei luoghi, negli spazi, nella società e negli usi. Questo è in qualche modo fisiologico. Il problema è di governare questo cambiamento, di governare queste trasformazioni, ed è questo che ci tiene qui riuniti oggi in modo particolarmente importante. Lavoro, residenza e servizi sono tre temi fra loro fortemente collegati, sui quali molte delle associazioni e comitati presenti a Venezia stanno lavorando. Venezia è viva in realtà, che spesso dicano molti che intervengono sui giornali, e su questi temi occorre lavorare in maniera in qualche modo coordinato, ma appunto governando processi di trasformazione. La giornata di oggi è un tentativo di rilanciare una proposta di legge nazionale sulla quale ATA ha lavorato per un po' più di un anno. Circa un anno fa c'è stata un'assemblea partecipata quasi quanto questa o altrettanto di questa al Teatro Toniolo di Mestre, nella quale è stata presentata una prima formulazione di progetto di legge nazionale per il sostegno alla residenzialità. Nel frattempo, per un anno circa, molti e soprattutto in particolare i giuristi dell'associazione ATA hanno lavorato molto insieme con architetti, urbanisti, politici, amministratori e cittadini per perfezionare e migliorare questa proposta di legge, la quale, avviatasi a Venezia, ha sempre avuto fin dall'inizio l'ambizione di essere una proposta di legge nazionale, a valenza nazionale. Brevemente su Venezia mi sembra giusto ricordare alcuni aspetti che giustificano e rendono comprensibile perché Venezia si sia mossa su questi temi. Da un lato molti cittadini, lo leggiamo tutti i giorni sui giornali quotidiani, non trovano casa da affittare.
ma anche molte istituzioni. Per esempio il direttore dell'unità sanitaria locale insieme con il presidente dell'Ordine dei Medici hanno recentemente, poco meno di una settimana fa, fatto notare che ben 700 su 1024 dipendenti dall'ospedale civile sono dei pendolari, lavorano a Venezia ma non hanno casa a Venezia. Accanto a questo la segretaria regionale del SUNIA ha dichiarato: oggi il mercato dell'affitto non esiste più, affitti turistici hanno soppiantato l'affitto dei residenti. Non più di una settimana fa la Fondazione per Venezia, centro del mondiale della sostenibilità, ha lanciato, forse con una visione un po' sovradimensionata e un po' astratta, l'idea che Venezia come campus, Venezia come Boston, con l'ipotesi di un raddoppio degli studenti universitari a Venezia. Da 30.000 sono gli attuali studenti veneziani che studiano a Venezia a 60.000 nel giro di 5, forse più anni. E quindi delle abitazioni, ma per le abitazioni occorre quadruplicare il numero delle abitazioni, perché oggi soltanto il 5% degli studenti trova abitazione a Venezia. Io non voglio entrare qui nel merito del dibattito che pure esiste, della contrapposizione fra residenti e popolazione transitoria. Tuttavia credo che il problema degli studenti e del fatto che gli studenti non trovino casa a Venezia, già oggi appunto il 5% è una percentuale molto bassa, mi pare un tema che ci sta a cuore. Ultimissima, e non più di 2 giorni fa, il Comitato Europeo delle Regioni a Bruxelles ha votato un parere con l'intento di arrivare a una direttiva per tutti gli Stati dell'Unione. Non so se per caso Elena Ostanel ne farà un cenno un po' più avanti. Quello che sicuramente è vero è che noi siamo partiti dalla situazione veneziana, che è particolarmente acuta e particolarmente importante, ma fin dall'inizio abbiamo tenuto moltissimo a ribadire che per noi il tentativo era quello di un ragionamento che valesse per le città in generale, non solo per le città turistiche, non solo per le città d'arte, ma per le città che hanno bisogno di un rilancio del diritto alla città per i cittadini e quindi nelle varie sfaccettature che la città riveste. Di questo quindi parleranno tutti gli interventi che si succedono. Su Venezia alcuni dati precisi saranno riportati qui da Maria Fiano e sulle situazione anche particolare che esiste a Venezia anche da un punto di vista dei regolamenti, perché dopo il cosiddetto emendamento Pellicani a Venezia esiste una situazione un po' particolare, che è quella in base alla quale il Comune di Venezia potrebbe approvare un regolamento che valga per il Comune stesso relativo alla gestione del patrimonio abitativo destinato ai cittadini, ma sapendo che quello che ci preme, e questa è la ragione della giornata e dell'iniziativa di oggi, quello che ci preme in questo momento è proprio un confronto e un dialogo con le altre realtà cittadine a scala nazionale. E questo è il senso della tavola rotonda che ci sarà subito dopo. La presenza di molte città, vedrete l'elenco fra breve, sta a dimostrare che c'è una condivisione di questi aspetti. Ultima questione che anche ci sta molto a cuore è quello di un confronto, di una comparabilità con le esperienze alcune esperienze internazionali. Abbiamo interloquito in questi mesi con Berlino, con Amsterdam, con Parigi, con Barcellona in particolare. L'incontro terminerà con la proiezione di alcuni spezzoni del film Welcome Venice di Andrea Segre, che è stato in qualche modo il motore, il punto di partenza di tutto questo lavoro che è stato fatto e condiviso, spezzoni che non sono entrati nella versione finale del film e che quindi pensiamo possano essere di grande interesse per tutti noi, e poi con le conclusioni di Andrea stesso. E do la parola ad Andrea. Grazie Donatella. Grazie Donatella per la capacità di sintesi e per la precisione nei tempi. Perfetto, cercheremo tutti di imitarti in questa capacità, perché appunto abbiamo decine di interventi e circa 3 ore per fare tutto, con collegamenti anche dall'estero.
e quindi sarà molto importante rispettare i tempi per poter ascoltare tutti. Spegnete le suonerie dei cellulari. Alta tensione abitativa è un movimento civico e sociale che esiste grazie all'attivazione, alla volontaria dedizione di decine di cittadini veneziani di acqua e di terra e che da un anno sta cercando di portare avanti con forte dedizione la proposta di legge che appunto un anno fa presentammo al Toniolo, e insieme a questa proposta di legge aumentare la sensibilizzazione del rapporto tra il diritto alla casa e l'impatto dell'economia turistica sulla città come uno dei fattori di impatto dell'economia turistica sulla città. Sappiamo benissimo che sono altri, l'abbiamo sempre detto, sono anche altri gli aspetti che andrebbero toccati, sono anche altri gli aspetti che andrebbero discussi, e che la complessità del rapporto tra città e turismo è più ampia di questo tema su cui si concentra la nostra attenzione. Però ci sembra che questo tema sia un tema strutturalmente rilevante e è una variabile necessaria da modificare per poter davvero tentare di far sì che la città di Venezia, come tante altre città, non diventi semplicemente un oggetto di consumo, ma possa essere uno spazio di vita e di socialità, come è giusto che una città sia. Per questo da marzo dell'anno scorso, quando al Toniolo, davanti a circa 500 persone, presentammo la prima proposta di legge, la prima bozza della proposta di legge nazionale, abbiamo avviato diversi confronti, diverse occasioni di dialogo, di analisi, accettando anche e cercando di integrare sguardi critici e osservazioni che ci sono state inviate e sulle quali abbiamo riflettuto. È stato un anno di studio su questa proposta e la giornata di oggi arriva appunto alla fine di questo percorso di confronto. Durante questo anno voglio ricordare altri momenti importanti che la campagna ha realizzato o ha promosso insieme ad altre realtà. La campagna è composta da cittadini e da tante altre associazioni e comitati che sono attivi in città sul tema della residenza e sul tema del rapporto con l'economia turistica. A maggio dell'anno scorso abbiamo organizzato un importante convegno all'Università La Sapienza a Roma, insieme a studiosi, professori, alcuni dei quali hanno mandato anche oggi il loro contributo, e con la partecipazione di alcune importanti amministrazioni comunali e regionali. E quella fu una prima occasione rilevante di confronto proprio sulla nostra proposta. Poi ci fu il passaggio a luglio dell'emendamento proposto dall'onorevole Pelicani, che ci ha appena raggiunto e saluto, e che abbiamo sostenuto e che pur indicando anche alcuni aspetti di osservazione critica dal nostro punto di vista, ma che ci è sembrato un momento di passaggio epocale in qualche modo, cioè un momento in cui per la prima volta in Italia ad una città, all'amministrazione comunale di una città, viene dato il potere di intervenire per regolare il rapporto tra locazioni turistiche e locazioni residenziali. Questa specialità affidata a Venezia la festeggiammo e criticammo contemporaneamente, perché, come Donatella ha ricordato più volte, non crediamo che sia giusto che solo Venezia possa fare questo, ma crediamo che sia necessario che tutte le città che sentono questa necessità e che sentono questa urgenza possano regolare il rapporto appunto tra città destinate alla locazione turistica e case destinate alla locazione turistica e case invece disponibili per la residenzialità e per la cittadinanza. Nell'ottica che ovviamente questo regolamento possa determinare, come vari studi hanno sottolineato, una riduzione dei prezzi di affitto per la residenzialità, che altrimenti salgono alle stelle nel momento in cui cresce la percentuale di case destinate alla locazione turistica. In seguito a quell'emendamento decidemmo di fare a fine agosto una grande cena popolare qui vicino al mercato di Rialto, come luogo simbolo della
del cuore civico e civile della città di Venezia, della città storica, e come luogo che oggi subisce una grande trasformazione in seguito allo spopolamento che la città sta vivendo. E fu un grande successo, una grande festa, 300 persone cenarono insieme al mercato a fine agosto. Lo scopo di quella cena era stare insieme, sostenere la campagna, dare vita ad un luogo chiave, un luogo simbolo come il mercato di Rialto, e iniziare a ricordare al Comune di Venezia che aveva e ha la possibilità di mettere mano a questo tema e di avviare quindi nell'arco dell'anno la discussione all'interno del Consiglio Comunale e della Giunta sul regolamento. Da agosto però nulla, nei mesi successivi nulla si è mosso, così a dicembre abbiamo deciso di fare una conferenza stampa all'interno di Ca' Farsetti. Abbiamo utilizzato come piccola occasione simbolica la consegna di un premio che il mio film Welcome Venice aveva ricevuto a Berlino, e la consegna alla città e la dedica di questo premio ai cittadini e ai residenti resistenti della città di Venezia. E dentro a Ca' Farsetti abbiamo cercato di ricordare al Comune, ai consiglieri e alla Giunta che c'è questa possibilità e c'è questo dovere anche da parte del Comune di mettere mano a questo regolamento. Anche perché ho dimenticato di ricordare, ma l'abbiamo detto più volte, quando un anno fa, a marzo, al Toniolo presentammo la nostra proposta di legge, il giorno dopo il sindaco Brugnaro disse che quello che noi avevamo proposto era in realtà una sua idea e che gli stavamo rubando le idee. No, ho detto la verità. Ha detto esattamente questo. E quindi, perché appunto secondo lui quello che lui poteva fare, voleva fare, era ciò che non poteva fare, cioè lui avrebbe voluto mettere mano al tema del rapporto tra locazioni turistiche e residenzialità, ma non poteva farlo perché non aveva questo potere. Pochi mesi dopo è successo che questo potere invece può averlo, grazie a un emendamento peraltro votato anche dai parlamentari del suo schieramento politico nella precedente legislatura. Quindi non si capisce perché non lo faccia, dal momento che quello che ha sempre dichiarato è di volerlo fare ma non poterlo fare. Oggi puoi, ma non si va avanti. E così siamo arrivati ad oggi. Oggi è una giornata che abbiamo pensato per, come dicevo all'inizio, per presentare il testo della proposta di legge così come l'abbiamo modificato durante questo anno di confronto, di studio e di attivazione in diverse direzioni come quelle che ho ricordato. Una proposta che quindi per noi oggi è la proposta definitiva, e da oggi in poi inizia la grande sfida di passare dalla proposta ai fatti, cioè di riuscire a trasformare questa proposta in una legge nazionale. Per farlo sappiamo che il percorso è molto complesso, non significa semplicemente proporre una legge e neanche depositarla in Parlamento perché questa possa diventare automaticamente legge. Ovviamente c'è bisogno di una pressione civile, di una discussione politica, di un dialogo ampio all'interno del Parlamento, ma soprattutto noi crediamo all'interno della società. Pensiamo che sia molto importante che l'attivazione dei cittadini preoccupati per questo tema aiuti a portare questa proposta al centro dell'agenda politica. E per questo ci siamo detti, se abbiamo sempre detto che non presentiamo questa proposta soltanto per Venezia, ma per tutta Italia, chiediamo ad altre città di accompagnare questa proposta. E abbiamo lanciato un invito, abbiamo detto vediamoci tutti a Venezia e cerchiamo di parlarne. Hanno risposto a questo invito oltre 10 città, sono 12-13 città che oggi sono qui con noi, rappresentate da amministrazioni, da consiglieri o da società, da associazioni attive su questo tema. Quindi una bellissima risposta. Le città le elenco velocemente, giusto per capire anche l'importanza delle città che oggi sono qui con noi o che hanno mandato dei messaggi di adesione a questo percorso. Sono Bergamo, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Rimini, Roma, Torino, Trieste, Trento e una rappresentanza della Sicilia attraverso il SUNIA della Sicilia. Quindi sono 13 realtà territoriali italiane molto importanti e sono città che vivono il tema
del rapporto tra turismo e residenzialità e vita sociale in maniera molto intensa. E oltre a queste 13 città, sono 4 le città europee con cui siamo in collegamento, perché quello che dobbiamo ricordare, e oggi è uscito un articolo molto bello che racconta questo, pubblicato dal Manifesto, abbiamo voluto stampare la grafica che accompagnava quell'articolo, l'avete trovata all'entrata se non l'avete letto, perché in quella grafica si chiarisce quello di cui stiamo parlando, cioè l'Italia è il fanalino di coda completamente rispetto al mettere mano alle regole del rapporto tra locazioni turistiche e residenzialità. In altri paesi europei, in altre città europee, la nostra proposta di legge sembra quasi troppo moderata, insomma, sono ben avanti rispetto alla stasi, all'assenza di regole in cui invece siamo fermi in Italia, per cui il confronto con altre realtà europee significa anche ricordarci che abbiamo del lavoro da fare, perché da altre parti questo lavoro è già stato fatto e siamo in netto ritardo. E così iniziamo questo percorso e io chiedo a tutti coloro che interverranno delle altre città non soltanto di commentare la proposta, ma anche di dirci che cosa pensano di come potremmo affrontare questa grande sfida di riuscire a passare dalla proposta alla legge, perché questo è quello che ci poniamo come obiettivo tutti insieme. Grazie. Allora la parola a Giacomo Menegus, che vi illustrerà brevemente in sintesi. La proposta di legge è presente nel nostro sito, nel sito di ATA. Comunque sia, lui riassumerà brevemente gli elementi nodali della proposta stessa. Giacomo. Grazie. A me è il compito un po' di riprendere quei principi, quei punti essenziali della proposta, che sostanzialmente sono quelli già presenti nella proposta originale del Toniolo, ma soprattutto in un secondo momento, una volta che avrò passato in rassegna questi principi fondanti, mi sembra giusto che, vista l'apertura che vogliamo segnare con questa giornata di ATA a tutta Italia, di evidenziare quali sono le modifiche che hanno reso una proposta effettivamente nata nel contesto veneziano, che diventa appunto una proposta nazionale. Cercherò di essere breve anche per lasciare il giusto spazio alle città che sono qui ospiti. E partiamo dai principi. Naturalmente la finalità di fondo della proposta è quella di dare degli strumenti per governare un fenomeno che attualmente non ha strumenti per essere governato. Lo strumento è quello di dare ai comuni ad alta tensione abitativa, cioè quei comuni che hanno una certificata la presenza di un forte disagio abitativo, la possibilità di introdurre, sulla base di una zonizzazione comunale, delle soglie, dei tetti al numero degli immobili che possono essere destinati a locazione breve. E un tratto caratteristico della nostra proposta è quella di voler far valere questo strumento non solo pro futuro, non è una proposta che vuole fotografare l'esistente per com'è, e in alcuni contesti sappiamo bene che la situazione è già compromessa, e guardare solo al futuro. No, la proposta vuole anche essere capace di interessare di andare a coinvolgere chi già svolge l'attività, quindi rimettere in discussione anche quelle case che sono già sottratte al mercato residenziale. E questo è una diversità, mi sembra giusto sottolinearlo nel momento in cui andiamo a presentare la proposta definitiva, è un tratto che la differenzia rispetto ad altre proposte che bene o male sono sul tavolo attualmente, che invece si limitano a fotografare la situazione come è ora, mettendo dei paletti semmai solo per il futuro, lasciando però contesti come quello veneziano, quello fiorentino, molti quartieri a Napoli, a Roma, a Palermo e in altre zone del nostro paese ormai in mano, diciamo, alla ricettività turistica in civile abitazione. Detto questo, l'idea centrale è quella di non calare dall'alto, cioè calare dallo Stato sulle realtà locali
una misura uguale per tutti, perché le nostre realtà cittadine sono molto diverse, non abbiamo la stessa situazione a Venezia, a Napoli, a Bologna, a Firenze, e quindi chi meglio del comune, che è l'autorità amministrativa più vicina al territorio, per decidere quali saranno le soglie per le singole zone. Quindi un potere che viene attribuito al comune, che saprà poi adattare al meglio alla propria realtà locale le varie soglie. Detto questo, però, nel momento in cui si va a porre una soglia alle locazioni brevi in una determinata zona, naturalmente si opera un contingentamento di queste locazioni brevi che fino adesso sono state esercitate senza alcun limite. Di conseguenza sarà necessario selezionare i soggetti che saranno abilitati a fare locazione breve, e lo si farà con un classico sistema di autorizzazioni, o per dirla in modo meno tecnico, di licenze, che sarà il comune a dover distribuire tra i richiedenti. Ora, questo è un altro tratto peculiare della nostra proposta, che è quella di, anche nel momento in cui il comune andrà a distribuire le licenze tra i richiedenti, di cercare di valorizzare al massimo la funzione di integrazione al reddito di questa attività di locazione breve. Quindi, innanzitutto, massima distribuzione tra i richiedenti. Si cerca in questo modo di privilegiare non il grande proprietario con decine, centinaia di abitazioni, ma il piccolo proprietario che mette magari la seconda casa sul mercato. E volendo, nei contesti magari dove si presenta più grave la situazione, il comune è abilitato a poter introdurre questa regola del cosiddetto un proprietario, un'autorizzazione, non più di un'autorizzazione a un singolo richiedente. Altro elemento centrale che è stato ripreso anche nella proposta, nell'emendamento Pellicani, è il principio di rotazione. L'idea è quella di non dare una licenza in tempo indeterminato, creando cioè una piccola classe di privilegiati che possono svolgere questa attività a tempo indefinito, ma quella di creare una autorizzazione a tempo determinato, 5 anni. Non a caso si tratta di un lasso di tempo che corrisponde a quello dei canoni concordati, 3+2, in modo tale che se uno non riesce a prendersi l'autorizzazione, perché no, può affittare col canone concordato, beneficiando dei notevoli benefici fiscali appunto che consente la legge. E appunto rotazione. Per un po', proprio in funzione dell'integrazione al reddito, quel proprietario potrà affittare la propria casa e beneficiare così di proventi naturalmente più elevati rispetto alla normale locazione abitativa. Passati questi 5 anni si cambierà, sarà qualcun altro. Il punto centrale è che comunque il numero delle case sottratte al mercato residenziale sia contenuto in una misura sostenibile. Fuori da tutto questo sistema di autorizzazioni restano invece tutte quelle attività che possono ricondursi, alla vera e propria sharing economy, quella delle origini, che non hanno sostanzialmente un impatto forte sulla residenzialità. E si parla nel caso in cui il proprietario residente in quella casa vada ad affittare una singola stanza, un singolo locale dell'abitazione, oppure la stessa abitazione, ma per periodi, sempre residenza principale, per periodi molto limitati. Durante l'anno un massimo di 90 giorni, però poi sarà il comune a decidere entro questa forbice quale sarà il massimo. Detto questo, questi sono i principi, questa è la struttura essenziale della proposta. Quali sono le modifiche che segnano l'apertura appunto di ATA da Venezia all'Italia? Beh, innanzitutto la prima proposta vedeva una forbice di 2 percentuali nell'ambito delle quali il comune poteva andare a fissare la soglia massima. Noi avevamo calcolato questa sul rapporto tra i posti letto turistici nelle locazioni brevi e i residenti della singola area considerata.
Ora, quelle percentuali, questo rimane comunque il principio fondamentale, diciamo, l'elemento centrale sul quale poi il comune andrà a calibrare la propria soglia. Però ci siamo resi conto nel confronto con le altre realtà cittadine che quelle percentuali che avevamo individuato andavano bene per il contesto veneziano, già particolarmente compromesso, ma in altre situazioni non riuscivano a risolvere quelle che erano le esigenze abitative che emergevano in quel mercato. E quindi abbiamo deciso di lasciare al comune, nella sua valutazione della realtà locale, la decisione di dove fissare la soglia, di dove fissare il paletto oltre il quale non si può andare. Accanto a questo fattore, e arrivo a concludere, abbiamo pensato anche di aggiungere un ulteriore elemento per dare strumenti per fissare la soglia. I comuni più virtuosi, quelli che hanno più mezzi per svolgere degli studi più approfonditi sul mercato e sulla realtà locale, potranno tenere in considerazione tutti gli elementi, sia qualitativi che quantitativi, che possono misurare l'impatto sul mercato residenziale delle locazioni brevi e così calibrare meglio la soglia. Questo perché quanti più dati sono a disposizione dell'amministrazione, tanto più efficace sarà la soglia prescelta. E a chiudere, questo secondo me è proprio forse il punto, la modifica più importante per quelle città che si trovano in altre regioni diverse da quella dal Veneto, è che abbiamo considerato la necessità di guardare anche all'extra, cosiddetto extra alberghiero, cioè quelle strutture ricettive non alberghiere che si possono svolgere in civile abitazione. Questo dipende sostanzialmente dalle diverse legislazioni regionali che in alcuni contesti, ad esempio quello fiorentino, consentono di trasformare la propria abitazione in un bed and breakfast, in una affittacamere e così via, senza dover chiedere il cambio di destinazione d'uso, diversamente da quanto avviene quasi per la maggior parte delle strutture qui in Veneto. Ecco allora che si potrebbe creare, restringendo diciamo, il mercato delle locazioni brevi, si potrebbe creare un travaso di soggetti che chiudono la locazione breve e aprono un extra alberghiero. E questo ci ha fatto pensare che sarebbe opportuno inserire anche queste attività nella soglia, nelle soglie che andrà a individuare il comune, con l'unica precisazione che sarà opportuno, sarà necessario una previa intesa con la regione di riferimento, perché è la regione che ha la competenza in materia. Detto questo, io credo che abbiamo individuato insomma, quali sono i tratti essenziali, le modifiche che rendono la proposta veramente nazionale. Buon proseguimento dei lavori. I tempi sono molto stretti, io proporrei un cambiamento, il posto intorno al tavolo non è tantissimo, intervengono adesso Maria Fiano e Giovanni Leone, il caso di Venezia, il regolamento possibile. Maria. Allora, intanto grazie, io sarò brevissima visto le tempistiche. Sono tante le cose che vorrei dire in realtà, ma ne dirò poche. Sarebbero tanti anche ringraziamenti, ma anche questi magari li faccio di persona concluso l'incontro. Partirei da due dati che sono stati già indicati da Donatella e da Andrea, cioè il fatto che a Venezia, non per tornare su Venezia perché rimaniamo con l'apertura ovviamente al nazionale, ma Venezia ha, diciamo così, due grosse risorse. Una è la possibilità con l'emendamento Pellicani di dotarsi, no, di uno strumento di regolamentazione di questo fenomeno, una possibilità che è iniziata, diciamo che è aperta, attivata lo scorso luglio e che al momento ci risulta disattesa. E il secondo, diciamo, strumento, la seconda risorsa che ha la città di Venezia è il geoportale del comune, cioè uno strumento che ci consente, per finalità ovviamente legate alla riscossione dell'imposta di soggiorno, ma ci consente di osservare in tempo reale qual è la situazione dell'offerta ricettiva in città. E per chi fa, diciamo così, osserva i dati, li analizza, li interpreta per cercare di capire i fenomeni, è uno strumento veramente molto importante. Io da questo strumento volevo giusto darvi alcuni numeri. La città d'acqua, questi sono i dati ovviamente del servizio anagrafe del comune. Città d'acqua vuol dire non la terraferma, ma la città antica la città storica più le isole,
è arrivata a 76.042 abitanti, i posti letto in tutta l'offerta ricettiva, quindi in tutte le categorie che prima ci diceva Giacomo, ha raggiunto il livello di 54.673, quindi questi sono il numero di posti letto totali, di cui 23.555 in locazione turistica. Il rapporto, diciamo così, il dato interessante leggendo i dati del comune è questo: il 30% dei residenti del comune abita nella città d'acqua e nella città d'acqua si concentra il 70% dell'offerta ricettiva cittadina. Questo è evidente che crea un certo squilibrio, no, tra diciamo così, la gestione del turismo. Le locazioni turistiche, quindi il dato complessivo delle locazioni turistiche, l'84% si concentrano nella città d'acqua, il 16% in terraferma. Questo significa evidentemente che ci stiamo progressivamente, con una certa velocità, trasformando in un centro storico turicistizzato e non in una città, quindi non rimaniamo una città. Detto questo, abbiamo due risorse, diciamo così, molto utili e che però, diciamo, non sortiscono degli effetti né di analisi e lettura esatta dei fenomeni, ma soprattutto di loro regolamentazione. Ed è qui, diciamo così, che è importante un incontro come quello di oggi. Se non c'è una volontà politica e se non camminiamo tutti insieme per riuscire a fare questo percorso, è evidente che anche questi strumenti rimangono assolutamente disattesi. Io vorrei solo ribadire che il problema della mancanza di regole alle locazioni turistiche non è un problema delle città d'arte. Quindi quando affrontiamo il tema a Venezia non ci riferiamo a un problema di decoro, di tutela dei monumenti e tantomeno a un problema di gestione delle dinamiche commerciali, le distanze tra varie attività o la concentrazione in determinate zone di attività. Noi stiamo sollevando un problema diverso, che è una priorità di carattere urbano e sociale, non di carattere economico, di gestire il mercato, ma noi ragioniamo sulle devastanti conseguenze del dilagare delle locazioni turistiche sul tessuto sociale della città. Importante è considerare la questione, perché lo dico? Perché importante non è esaltare o concentrarci sul caso veneziano o su alcune città particolarmente deboli, delicate, ma allargare il tema declinandolo in relazione a tutte le situazioni locali critiche delle città, come diceva giustamente Giacomo, delle città ad alta tensione abitativa, che non sono solo le città d'arte, ma sono quelle città in cui la criticità ha raggiunto dei livelli tali da mettere in crisi, in discussione la sopravvivenza stessa della città e della qualità urbana della vita in città. Quindi quello che è importante ora è quello di raccogliere, di ragionare, di raccogliere più possibile spunti, proposte e suggerimenti e adesioni e azioni sulla scala nazionale per uscire dal livello locale e riuscire a fare una proposta che tenga conto dei 3 livelli fondamentali: una legge dello Stato, ma le regioni sono competenti e i comuni sono quelli che sono più vicini alla città e al polso del territorio. Quindi quello che dobbiamo fare ora per concretizzare questa proposta in un progetto che cominci a camminare sulle sue gambe è quello di creare di declinare questa proposta alla scala nazionale. Grazie. Grazie anche per la rapidissima concisione di entrambi. Mi avete quasi preso alla sprovvista. Giacomo Maria Salerno ci parlerà della necessità di una regolamentazione alla prova dei fatti, forse facendo riferimento anche, questa è la cosa importante, a un paio di video che chiedo alla tecnica se mi può mettere sul desktop, che li faccio partire io dal computer magari. Sì. Qual è? Quello là o mi sa che è l'unico da cui posso. È questo? Posso fare delle cose, è questo. Allora, il mio intervento... Questo è acceso? Sì. È un intervento in realtà molto breve, faccio di base il passaparola, perché noi abbiamo invitato a questa giornata anche 2 studiosi, 2 ricercatori che purtroppo non potevano essere
presenti oggi, ma hanno voluto darci il loro contributo dal punto di vista di studiosi all'analisi della problematica delle locazioni turistiche e all'analisi dell'efficacia delle regolamentazioni e degli esperimenti che sono stati fatti nelle città europee. Per cui io ho fatto delle brevi interviste a Antonio Paolo Russo, professore ordinario di geografia all'Università Rovira e Virgili di Tarragona, e a Filippo Celata, professore di geografia economica alla Sapienza di Roma. Ho chiesto loro fondamentalmente 3 cose. Una breve analisi della situazione da un punto di vista più macro, a scala diciamo europea e globale, e un'analisi della situazione del perché si rende necessario intervenire con dei regimi di regolamentazione, quali sono le problematiche che le città affrontano avendo a che fare con questa esplosione dell'ospitalità di piattaforma, e dall'altro quali tipi di regolamentazioni sono stati prodotti in giro per l'Europa e per il mondo e con quali effetti e con quali risultati. Quindi lascio la parola direttamente a loro in video, sono 2 clip molto brevi di 4 minuti l'una, quindi non dovrei sottrarre troppo tempo al dibattito complessivo. Allora, cominciamo se ci riesco, da Paolo Russo. Sì, allora diciamo che la problematica Si sente? ce l'abbiamo in mano almeno da 8-9 anni, che è da quando le città europee, le grandi destinazioni turistiche europee, urbane soprattutto, si sono rese conto che c'era una nuova dinamica nel mercato della casa impulsata dagli affitti brevi, che stava generando dei problemi gravi. Dopodiché chiaramente c'è stata un'evoluzione nella stessa regime di proprietà, per cui questo famoso mito della signora che affitta la stanza per arrivare a fine mese già si è visto che insomma era una cosa aneddotica rispetto a una dinamica per cui sempre di più l'idea, se tu hai una casa o ne hai 2 o ne hai 10, le metti nell'affitto a breve termine, le togli dal mercato dell'affitto residenziale e quindi produci un impatto importante nel mercato sia per quanto riguarda il parco di case e anche di abitazioni singole disponibili per residenti a lungo termine, e soprattutto il fatto che questo provoca un'inflazione degli affitti. Diciamo che c'è stato un periodo in cui tutto questo era molto speculativo, dopodiché sono cominciati ad arrivare i dati, ci sono varie pubblicazioni, però diciamo che la tendenza generale era quella di osservare una inflazione sul mercato degli affitti e anche sul mercato dei costi di compravendita, che poi è stato comprovato, per cui ci sono molti studi all'inizio nordamericani, Stati Uniti, e poi dopo hanno cominciato a farsi degli studi in tutte le grandi città europee. Si denota effettivamente un impatto della crescita dell'offerta degli short term rentals in un senso di polarizzare moltissimo la capacità di retenzione della popolazione in base a essere proprietario o affittuario. Quindi diciamo una delle grandi dimensioni della perdita di coesione sociale o della polarizzazione sociale ha a che vedere se il fatto la casa la possiedi o vivi in affitto, e lì quello che si vede è che chi è in affitto è molto più probabile, e ci sono dei numeri che ovviamente variano molto in relazione ai paesi, devono lasciare le aree urbane quando sono soggetti a questa pressione. Però anche nel mercato dei proprietari quello che succede è che aumentano molto i costi relativi alla gestione, come si chiamano, gli housing costs, quindi tutti i costi relazionati con la casa e la pressione speculativa, per cui anche nel mercato dei piccoli proprietari c'è una tendenza per cui più che prima dell'introduzione degli affitti brevi, il piccolo proprietario ha una tendenza a cambiare di casa e a andarsene fuori, a comprare un'altra casa, a rentabilizzare la sua proprietà nell'area urbana turistica e a andarsene fuori. E questo è una seconda, dimensione di polarizzazione tra piccoli proprietari e grandi proprietari, il che fa che si rafforza molto un trend generale che noi conosciamo da decenni,
che è che c'è una correlazione molto forte tra la crescita del turismo e lo spopolamento delle città e soprattutto dei centri urbani. Diciamo che fino a 15 anni fa era una tendenza molto marcata per le città storiche europee, città come Venezia, come Bruges, Aix-en-Provence, Toledo, sono casi molto studiati di città che hanno visto la loro popolazione ridursi mano a mano che cresce il turismo, magari senza che ci sia un vero e proprio effetto inferenziale, però è chiaramente un effetto molto associato. Si può dire il turismo riempie i vuoti lasciati dalla città storica perché i costi di manutenzione delle case sono molto alti, però sicuramente c'è anche una componente di turismo come driver della crescita dei valori immobiliari e dei costi di vivere nella città e quindi l'espulsione della residenza. Questa tendenza ben nota dall'arrivo delle piattaforme di affitti turistici fa un giro e si acutizza molto di più e soprattutto comincia a riguardare anche i centri storici che sono molto grandi delle grandi città europee che fino a quel momento non avevano avuto questo tipo di impatti dalla crescita del turismo. Scusate la mia faccia. Ecco, questo era un po' per dare una lettura anche più di ampia scala del fenomeno, sempre nell'ottica in cui tentiamo di fare una cosa che non sia esclusivamente legata al contesto molto particolare in cui molti di noi si muovono, che è quello della città di Venezia, ma per comprendere come ci sia la necessità, a fronte di fenomeni epocali, di allargare in qualche modo il discorso e diciamo anche il fronte che si può porre in difesa del diritto all'abitare e alla residenzialità. Dopo questa breve clip a Paolo, io ho fatto delle domande sull'efficacia delle regolamentazioni là dove sono state implementate a Filippo Celata. Forse avete letto recentemente sul Fatto Quotidiano, qualche settimana fa, sono uscite delle prime notizie di questo studio che Filippo ha condotto con un suo coautore e collega, e che tracciano sulla base dell'esperienza di 16 diverse città europee le differenze nei regimi di regolamentazione che sono stati attuati e l'efficacia che questi regimi di regolamentazione hanno avuto. I dati, come ci dirà Filippo, hanno sorpreso anche loro, nel senso che laddove si pensava che in realtà il mercato fosse così in grado di autoregolarsi a partire dal fatto che i grandi gruppi hanno il potere in qualche modo anche di, fatta la norma, trovato l'inganno, trovare un modo di rideclinare la loro capacità di fuoco speculativo sul mercato della casa, invece laddove delle regolamentazioni sono state attuate, l'effetto di diciamo rilassamento della bolla speculativa immobiliare è evidente, però lo faccio dire a lui che lo dice meglio. Diciamo il fenomeno degli affitti brevi si diffonde storicamente prima negli Stati Uniti, dove tra l'altro c'è un quadro di governance che consente alle città di agire con maggiore libertà e molte di queste negli Stati Uniti hanno effettivamente introdotto delle regolamentazioni. Successivamente il problema, diciamo, in qualche modo è arrivato in Europa, dove diverse città hanno iniziato chi prima chi dopo a occuparsi seriamente del problema. E di fatto la nostra analisi ne ha prese in considerazione 16 che sono tendenzialmente le principali città turistiche dell'Europa occidentale. All'interno di queste 16 città quello che abbiamo notato è che ormai esclusivamente le città italiane non hanno fatto praticamente nulla. Ecco, questo è il grado di stringency della regolazione all'interno delle 16 città prese in esame. Come vedete, la stringency è la severità, diciamo, delle regolamentazioni in queste differenti città e come potete vedere le uniche che rimangono a zero sono le 3 città italiane prese in considerazione dallo studio. E quindi fondamentalmente uno degli strumenti più largamente utilizzati e noi diciamo anche più semplici e anche più efficaci
è il cosiddetto time cap, ovvero introdurre un numero di giorni massimo in cui appunto un appartamento residenziale può essere affittato ai turisti senza diventare una struttura ricettiva come regolamentazione. L'assunzione dietro a questo tipo di norma è che la locazione breve sia un'attività non professionale, non commerciale, che quindi si suppone possa essere svolta con un grado di intensità durante l'anno, diciamo, limitato, laddove l'intensità con il quale appunto un appartamento viene effettivamente affittato ai turisti supera una certa soglia, a quel punto si suppone che diventi un'attività commerciale, che non è che debba essere vietata, ma che richiede una forma diversa di licenza. Un'altra forma di intervento interessante, che noi diciamo anche però abbastanza complicata nella sua attuazione, è prevedere delle restrizioni per zona, cioè identificare dei specifici quartieri, delle specifiche aree all'interno della città, all'interno delle quali prevedere delle forme diciamo più stringenti, che vanno fino addirittura al blocco, diciamo, delle licenze. Noi dimostriamo che fondamentalmente abbiamo in primo luogo e principalmente una riduzione di quella che noi definiamo la pressione, ovvero semplicemente del numero totale di annunci per interi appartamenti, di circa il 30% dopo 2 anni dall'introduzione della regolamentazione. Questo vuol dire che ovviamente questo 30% che senza regolamentazione sarebbe andato sul mercato degli affitti brevi è rimasto nel mercato degli affitti a lungo termine. E tra l'altro non lo dimostriamo noi direttamente, ma altri studi che hanno fatto una cosa simile, in particolare nelle città americane, dimostrano che c'è anche un effetto significativo sulla riduzione dei valori immobiliari, che va dal 3 al 5%, in 1 anno, 2 anni, quindi in un tempo brevissimo. Fondamentalmente il mercato si mette più sotto controllo e su una dinamica di eventualmente anche di crescita che è però più controllabile. Inoltre noi facciamo quello che precedentemente non era mai stato fatto, ovvero andiamo a vedere anche come l'introduzione di queste regolamentazioni che hanno sempre in qualche modo anche implicitamente o esplicitamente l'obiettivo di ridurre il grado di professionalizzazione del mercato, ovvero il fatto che sul mercato agiscano grossi soggetti intermediari che poi gestiscono moltissimi appartamenti, che è un tema di fatto che da un lato allontana un po' il mercato da quell'idea, no, della sharing economy che era un po' tipica e che giustifica di fatto una pratica di affitto a turisti in un appartamento che rimane residenziale, ma dall'altro lato ci sono tante analisi che dimostrano che poi l'aumento del ruolo di questi intermediari poi fondamentalmente aumenta in maniera drammatica la pressione sulla disponibilità di case, sul valore degli affitti, in generale un po' anche un processo di finanziarizzazione, diciamo, dell'housing nelle grandi città. E noi dimostriamo che anche in quel caso, quindi andando a prendere un indicatore molto semplice che è il numero di host che gestiscono più di un appartamento, abbiamo una riduzione sostanziale anche qui tra il 20 e il 30%. Ci sono anche qui. Questo invece è il modello che esplicita da un punto di vista grafica questa riduzione, no? Della pressione sulla base di tre diversi indicatori. La dinamica nelle città non regolate e a fronte di una dinamica costante, ipoteticamente costante nelle città non regolate, in quelle regolate si assiste proprio subito dopo l'introduzione di regolamentazione, addirittura dopo 2 o 3 mesi, a una riduzione progressiva sia della pressione che della composizione intesa come rapporto tra interi appartamenti e stanze in affitto e del grado di professionalizzazione, un effetto che poi in qualche modo si stabilizza dopo un paio di anni, ma che comunque raggiunge addirittura il 30-40%. Ecco, ci sembrava importante dare anche spazio e voce alle ricerche più attuali e recenti su questo fenomeno per fare anche una sorta di debunking di alcune narrazioni che ogni tanto ci vengono proposte spesso da parte di chi effettivamente ha diciamo degli interessi in gioco. Lascio la parola, io ho finito, a Elena Stanelli. Finora abbiamo
scusate. Finora abbiamo molto parlato di comuni, del ruolo dei comuni. Elena Stanel, anche per il suo ruolo, ci parla del ruolo delle regioni, oltre che quello degli altri enti locali, nell'avanzamento della proposta. Grazie. Grazie Donatella. Prima di tutto grazie per l'invito a voi ad Alta Tensione Abitativa, perché in realtà quando arrivano questi inviti ci si rende conto che fare politica come traduttore delle istanze dal basso presso le istituzioni è quello che forse non solo mi piace di più fare, ma forse è quello che ha senso fare vista la sala così piena e visto anche il dibattito che voi siete riusciti ad attivare in una città dove non è assolutamente facile parlare di questo tema. Quindi prima di tutto volevo ringraziarvi davvero. Ma ho un po' il compito di provare a capire cosa è successo da quando abbiamo fatto l'incontro di cui prima parlava Andrea, inaugurale quasi un anno fa, in Regione del Veneto, e poi provare anche in qualche modo a dire i passi che sono stati fatti, per cui oggi abbiamo tantissimi amministratori seduti qui. Allora, da quando c'è stata l'iniziativa fatta un anno fa, abbiamo preso il testo che è stato prima descritto da Giacomo ed è stato presentato come progetto di legge statale all'interno della Regione del Veneto, quindi nel Consiglio regionale del Veneto. Questo è stato il primo passo che abbiamo provato a fare per portare questa istanza dentro l'istituzione regionale. E la cosa, io credo, interessante è che da lì si è aperto un dibattito, perché non è solo importante aprire un dibattito nelle comunità, nella società, nelle città, ma è importante anche aprire un dibattito dentro, diciamo, le amministrazioni, in particolare quando, per quanto riguarda il mio ruolo, sono appunto una consigliera di minoranza. C'è stato un dibattito, io credo che sia importante portare qui anche l'esito di quel dibattito, che ha portato a votare all'unanimità due cose io credo interessanti. Uno, un ordine del giorno nel Consiglio regionale di dicembre che ha detto che c'è l'impegno nel lavorare sul tema della regolamentazione degli affitti brevi. Non dicono come, ma almeno l'impegno è stato preso. E l'altra questione, e questa è una cosa che io credo dovremmo monitorare come comunità, è che c'è un piano turistico regionale che verrà approvato invece nei prossimi mesi in Consiglio regionale del Veneto. All'interno vi è un passaggio rispetto all'inserimento della necessità di inserire una regolamentazione sugli affitti brevi, e io credo che questo sia una cosa che anche come comunità dal basso bisognerà monitorare, che questo in qualche modo venga scritto bene e nero su bianco. L'altra cosa, ancora più interessante secondo me, anche qui bisognerà capire come poi la volontà politica in questo caso del Consiglio regionale del Veneto si tradurrà in realtà. Il progetto di legge di alta tensione abitativa che è stato presentato in Consiglio regionale è stato illustrato in Commissione urbanistica, aprendo un interessante dibattito, ma in qualche modo facendo capire che nonostante non si sia capito ancora come si vuole intervenire, il dibattito è stato, abbiamo capito che c'è la necessità di intervenire su un tema importante. Io credo che questo sia un po' il punto che in qualche modo arriva dalla mobilitazione che avete fatto voi, quello di dire c'è finora finalmente la capacità di pensare che questo è un tema su cui qualcosa bisogna fare. Il punto è quello che verrà fatto, che non è esattamente come abbiamo visto a Venezia, non è così automatico dibattere di una cosa e poi agire per normare quella cosa. Prima Donatella parlava di un'altra questione, che è il tema del Comitato delle Regioni. Il Comitato delle Regioni ha votato all'unanimità un parere che è quello di chiedere alle piattaforme i dati, quindi questa è la votazione di quel documento. Non c'è ancora una chiara direzione da parte del Comitato delle Regioni di pensare invece a una regola armonica a partire anche dalle esperienze di altre città europee che invece, come diceva Andrea, hanno già prodotto delle norme addirittura molto più stringenti della proposta che abbiamo presentato come proposta di legge regionale. Un ultimo punto e aggiornamento: settimana prossima, mercoledì, il progetto di legge alta tensione abitativa viene discusso in Commissione Cultura e Turismo all'interno del Consiglio regionale del Veneto. Io credo che quello sarà un momento cardine, nel senso che si capirà dopo la discussione in quella urbanistica se l'assessore al turismo ha la volontà o meno di andare avanti su quel percorso. Cos'è un progetto di legge statale? Perché questo è importante dirlo, non è la Regione del Veneto che norma, è un documento che viene inviato allo Stato per iniziare un'eventuale calendarizzazione. Chiudo qui.
perché fare questa cosa e perché il ruolo di tante regioni e non di una regione. Io credo che buttare una goccia nel mare, come probabilmente quello che sto provando a fare dentro il Consiglio regionale del Veneto, non basta. Arriva un documento all'interno di un Parlamento che probabilmente può essere non calendarizzato, può arrivare addirittura ad essere modificato in maniera pesante. Cosa bisogna fare? Bisogna fare che più amministrazioni e più amministratori, più amministrazioni regionali e anche locali possano in qualche modo, assieme alle comunità, fare invece un'opera di mobilitazione dentro le istituzioni, che è esattamente quello che oggi, credo, si sta provando a far partire, sentire che ci sono 13 città così importanti, dà la speranza, e questo è un po' il messaggio che volevo lanciare anche a chi poi interverrà dopo di me, di provare davvero a coordinarci per non essere più e solo in 13, ma magari tra qualche mese essere il doppio, essere il triplo, e soprattutto pensare a un lavoro coordinato a livello regionale, perché io credo che se anche solo 5-6 regioni italiane, magari che contano all'interno della conferenza Stato-Regioni, iniziassero a dire che c'è bisogno di un progetto di legge statale e quindi che le regioni spingano questa attività, io credo potremmo davvero provare intanto ad aprire un varco anche dentro un Parlamento che sappiamo in questo momento non si sta occupando di affitti brevi in maniera, diciamo così, urgente, ma io credo che è nostra responsabilità di tutti quanti insieme fare che questo avvenga e presto. Grazie. In questa marcia a tappe forzate dovremmo cominciare la cosiddetta tavola rotonda delle città, per la quale abbiamo stabilito di, in modo assolutamente equanime, seguire l'ordine alfabetico, non tanto dei relatori, ma proprio delle città. E quindi l'elenco mi è stato sottratto, quindi non ce l'ho più. Mi ricordo che Bergamo è la prima. No? Cos'è? Ah, scusate, prima i collegamenti internazionali, scusate, è vero. Allora, sei tu che coordini? No, lui. Anch'io farò il passaparola. Allora, abbiamo già parlato diverse volte negli interventi che hanno preceduto, quei 4 che adesso ne arrivano, dell'orizzonte europeo. Adesso quindi sentiremo 4 persone che, un po' come avverrà per la tavola rotonda, diciamo, successivamente, hanno diversi ruoli nelle città dalle quali parlano, che ancora una volta sono rispettivamente Parigi, Berlino, Barcellona ed Amsterdam, nel senso che provengono sia dalla società civile sia da amministrazioni locali. Farò da interprete, scusate, non è il mio mestiere, per cui farò del mio meglio. Nel primo caso, quindi per quanto riguarda Sarah Kupchou, che forse ci sente già, Sarah Kupchou è la responsabile per l'Europa all'interno della Fondation Abbé Pierre, che è una fondazione del terzo settore francese che si occupa di accesso alla casa e ha prodotto rapporti ed è anche attiva e impegnata a livello europeo per una regolamentazione degli affitti brevi. Sarah, je vous laisse la parole et je vais traduire au fur et à mesure. Voilà. Merci encore et désolé pour le retard. Merci beaucoup pour cette invitation. Alors juste pour commencer, vous m'interrompez peut-être quand vous voulez passer à la traduction. Une présentation rapide de la Fondation Abbé Pierre. Donc, c'est une fondation qui est très connue en France et très appréciée de la population française. Et d'ailleurs, notre budget de 70 millions d'euros vient uniquement des dons de la population. Et nous travaillons exclusivement sur la défense du droit au logement pour les personnes les plus vulnérables. Voilà, donc encore une fois, Sarah ripeteva dell'importanza di questa fondazione in Francia, che vive solo di donazioni private e che si occupa ancora una volta della difesa del diritto alla casa. Allez-y, je vous en prie. Alors, pour pas être trop longue, je vais peut-être parler simplement de la situation à Paris. Juste pour commencer, une vision un petit peu globale et nationale. Donc, les locations touristiques en France, c'est 800 000 annonces. C'est le deuxième marché mondial de la location touristique après les États-Unis. Quindi voleva cominciare da un quadro, diciamo, del contesto francese e parigino. In Francia ci sono 800.000 annunci su Airbnb, che ne fa il secondo mercato mondiale, se ho sentito, il deuxième marché mondiale, c'est ça, oui, c'est ça. degli affitti brevi a livello mondiale.
Voilà, à Paris, c'est 50 000 annonces en 2020, dont une bonne partie était jusqu'à présent illégale. Je m'arrête ou je sais pas trop à quel... Quindi Ok, je a me- Parigi sono 50.000 annunci al 2020, di cui una buona parte fino adesso erano abusivi, nel senso non erano registrati. Donc la limite, la régulation de la location touristique en France s'organise à deux niveaux. Au niveau national avec une loi qui permet aux zones tendues de limiter les locations saisonnières ou d'installer en tout cas des numéros d'enregistrement et la location des résidences principales est limitée à 120 jours. Quindi c'è una regolamentazione che esiste già a livello francese e nazionale che limita appunto le affittanze brevi, in particolare nelle zone, l'equivalente diciamo delle zone ad alta tensione abitativa, ed è un limite temporale di 120 jours, c'est ça? 120 Oui. giorni. Pour les résidences principales. Per les Paris a prime été case. plus loin donc il y a un deuxième niveau de réglementation qui est le niveau local, avec pour certaines grosses métropoles des règlements locaux qui instaurent des réglementations plus fortes. C'est le cas à Paris, mais aussi maintenant à Marseille, à Lyon, à Bordeaux, qui sont des villes qui subissent une forte pression de la part des locations touristiques sur leur marché de logement classique. Quindi in più di questo livello nazionale, quindi di regolamentazione, diverse città importanti, ha citato ovviamente Parigi, ma è il caso anche di Lione, di Bordeaux e di altre città molto rilevanti dove si sente una forte pressione delle affittanze brevi, hanno anche per conto loro regolamentato il fenomeno, in più di quella regolamentazione nazionale che citava prima Sacco. Les locations donc à Paris aujourd'hui ne peuvent pas avoir lieu, il ne peut pas y avoir de changement d'usage des locaux d'habitation vers du Airbnb s'il n'y a pas une compensation. C'est-à-dire que autant de mètres carrés qui sont retirés de la location classique doivent être reproduits pour pouvoir faire le changement d'usage. Donc si j'ai un logement de 40 mètres carrés qui devient une location touristique, il faut que j'ai 40 mètres carrés, que je fasse convertir 40 mètres carrés de locaux à usage commercial en locaux à usage d'habitation. Et dans certaines zones à Paris, comme par exemple dans l'extra-centre de Paris, c'est même 3 fois la surface. Donc, si je prends 40 mètres carrés pour faire du logement touristique, je dois apporter 3 fois la surface en local d'habitation en échange. Quindi oggi la regolamentazione nel contesto parigino prevede che sono ancora consentite cambiamenti di destinazione d'uso, che in quel caso sono proprio cambiamenti di destinazione d'uso, sono consentite solo nella misura in cui le metrature che sono sottratte al mercato residenziale siano compensate in altra sede. In alcune zone addirittura questa compensazione deve essere duplicata o triplicata, cioè la superficie di un appartamento che viene sottratto alla residenza deve essere ricambiata e duplicata o triplicata in altri casi per l'affitto residenziale. Et je suis désolé, mais je vais devoir vous laisser peut-être 2 minutes encore. Ok, j'essaye de faire un peu plus vite. Je suis désolé. Les 3 moyens d'action, donc c'est cette compensation. Ils ont un gros service de contrôle d'une trentaine de personnes qui effectuent les contrôles et ils font beaucoup de contentieux contre les hôtes, contre les plateformes. Ils ont fait condamner Airbnb à une amende de 8 millions d'euros et même aujourd'hui contre les agences immobilières. C'è un servizio di controllo quindi che svolge un ruolo importante, che è composto di una trentina di persone, e al di là del controllo c'è un'attività anche legale di contese sia alle piattaforme sia ad agenzie immobiliari. Ça a fait baisser considérablement le nombre d'annonces. Aujourd'hui, la mairie considère qu'il reste encore 9000 annonces qui doivent retourner dans le parc de location classique. Et pour la Fondation Abbé Pierre, les enjeux, c'est sortir de la fiscalité très avantageuse pour les locations touristiques, protéger le droit des occupants et en empêchant les plateformes de faire de la location longue durée, parce que ça contourne le droit protecteur. Et enfin, un enjeu européen. Il est vraiment important, la Commission européenne a fait une proposition d'encadrement du travail de l'activité des plateformes de location. Et c'est vraiment important pour nous
de mobiliser les villes et les organisations comme la vôtre pour aller se faire entendre à Bruxelles sur ces questions. Quindi la regolamentazione a livello parigino ha avuto un impatto notevole, nel senso che la Mairie di Parigi, la municipalità, considera che adesso ci sono 9.000 appartamenti ad uso turistico, quindi il calo è sostanziale. Quello su cui adesso si concentra la Fondazione Abbé Pierre per quanto riguarda le locazioni brevi è intanto lavorare sulla fiscalità, che se vi ricordate in quello che ha detto finora Sara Kupciu è uno dei processi, uno degli ambiti di politiche che ancora non è stato, nel quale non si è lavorato. E un'altra cosa sulle quali vuole incidere la Fondazione BP è quella di tutelare il diritto degli affittuari, di chi occupa gli appartamenti, specialmente in vista di un'eventuale riconversione delle piattaforme verso affitti a medio-lungo termine, lavorando anche a scala europea, e questo, quello di Sara Kupciu in questo momento era anche un invito a lavorare tra città, tra paesi, per una regolamentazione complementare anche a scala europea. Sachant que, je vais conclure là-dessus, les discussions au Parlement européen vont commencer, donc n'hésitez pas à interpeller vos députés européens sur ces questions. E ricorda, Voilà, per merci. concludere, merci a vous, merci encore, et désolé pour le retard. Possiamo applaudirla. Per concludere, ancora una volta, invitava semplicemente a sollecitare i nostri rappresentanti europei, perché le discussioni al Parlamento europeo su questi temi inizieranno adesso. Sarah, merci encore et à bientôt, j'espère. Merci a vous et n'hésitez pas à prendre contact avec, avec nous. Ce sera fait, sarà fatto. Prendiamo contatto, seguiamo il suo invito, direi. Passiamo a Berlino. Chiedo a Berta Del Ben se ci sente. In questo caso non ho bisogno di tradurre, perché Berta Del Ben parla benissimo italiano, molto meglio di me. Prego, purtroppo mi spiace molto per il ritardo, devo chiederle anche di essere molto breve. Va bene, mi sentite voi tutto a posto? Benissimo, sì. Perfetto, grazie mille. Allora, grazie dell'invito. Io personalmente non mi occupo di Airbnb e affitti turistici, ma per collocarmi a Berlino e per darvi un contributo al dibattito. Da qui, dal 2014, qui c'è una regolamentazione che vieterebbe l'affitto completo di case per turismo. È concesso l'affitto di stanze o parti delle proprie case o dell'intera abitazione se residenziale, se si va in vacanza ma solo per la prima casa. Per affitti a turismo, anche per le seconde case, dal 2018 bisogna registrare le case al comune e se non lo si fa ci sono delle multe da pagare. Questo in teoria rende un pochino più blanda la versione della legge precedente. Per le case registrate il comune richiede ad Airbnb i dati dei proprietari per poi chiedere le tasse. Potete però immaginare che Airbnb non sia molto collaborativo a riguardo. Se si affitta solo una parte della casa, cioè una parte a meno del 49%, non è necessaria la registrazione al comune. A Berlino c'è una domanda di affitto a breve, a lungo termine, che sta esplodendo. Per trovare una casa probabilmente qualcuno venderebbe un rene. Ci sono avvisi di ricompense fino a 5.000 euro per un appartamento, famiglie di 4 persone che non dicono di essere in 4, ma dicono di essere solo in 2 per riuscire a prendere una casa da 2 stanze. Questo significa che gli affitti a breve termine a Berlino, gli affitti su piattaforma, servono sia al turismo, ma vanno anche a svolgere una seconda funzione, cioè a coprire la necessità di una fase di ricerca di casa di lungo periodo. Chi cerca casa è in una condizione di alta precarietà e accetta sicuramente una casa intera firmando un contratto solo per una stanza. Questo per dire che quel che mi sembra a me, le regole di cui parlavo sopra sono efficaci sicuramente per qualche freno, ma vengono poi superate dai bisogni della realtà. Non conosco le percentuali di differenza tra affitti di breve termine per turismo e per migrazione, però mi pareva importante ricordare il secondo aspetto perché per quel che riguarda Berlino è sicuramente una cosa importante. Dal piccolo ritratto che ho fatto prima si capisce che la situazione a Berlino riguardo agli affitti è drammatica e lo è anche per chi un contratto e una casa ce l'ha. Il problema è massivo, la popolazione berlinese è dell'80% fatta da inquilini in affitto. Gli affitti sono aumentati del doppio in 10 anni senza aumento proporzionale dei salari. E perché? Perché come in altre parti del globo il settore immobiliare è diventato investimento di aziende quotate in borsa che usa la compravendita degli immobili per aumentare il proprio capitale. Tradotto, significa che l'affitto delle persone che vivono in case di proprietà di Vonovia, Deutsche Wohnen, Achelios, Covivio ed altri va a finire per una parte, abbiamo calcolato 180 euro al mese, va a finire in dividendi agli azionari delle società. Le società poi non hanno interesse alla qualità della vita delle persone che vivono nelle case che possiedono, mancano i servizi e se ci sono c'è una speculazione anche su quelli.
Per fermare questa situazione è stato necessario che ci organizzassimo come cittadine e cittadini e portassimo a termine un piano che deve essere ora realizzato dal Parlamento berlinese. Il piano è il seguente: l'esproprio di grandi immobiliari che possiedono più di 3.000 case a Berlino e la costituzione di un ente di diritto pubblico che vada poi ad amministrare queste case, e parliamo di 240.000 appartamenti, con partecipazione democratica dei cittadini. L'esproprio è possibile grazie all'articolo 15 della Costituzione federale tedesca. Lo abbiamo visto e lo vediamo applicato per la costruzione di autostrade, e non in ultima l'abbiamo visto a Luzera, dove per scavare il carbone interi villaggi sono stati demoliti nonostante la crisi climatica e nonostante la protesta di attivisti da tutto il mondo. L'ente di diritto pubblico per l'amministrazione poi di questi edifici è l'alternativa alla statalizzazione che non vogliamo. Gli edifici resterebbero di proprietà pubblica, ma l'amministrazione ha partecipazione dei consigli di inquilini, di consigli di condominio, di quartiere di città. Questo piano, l'esproprio e la risocializzazione sono stati al centro, e lo sono ancora, di un'iniziativa che si chiama Deutsche Wohnung Co-Enteignen, di cui faccio parte io, e abbiamo con questa iniziativa vinto un referendum. Nel settembre del 2001 il nostro referendum è stato votato dal 59,1% degli aventi diritto di voto, significa 1 milione di berlinesi. Ora sta al Parlamento di Berlino legiferare di conseguenza. Purtroppo alcuni partiti al governo guadagnano facendo affari con le lobby immobiliari. Il processo non è immediato. In più, le elezioni politiche e amministrative dello Stato di Berlino sono state ripetute, cambiando le alleanze di governo. Da un governo fatto da SPD, che è il Partito Socialista, Linke, che è la sinistra, Grüne, che sono i Verdi, stiamo passando a un governo a due da CDU, che sono i cristiano-democratici, e SPD, che porteranno a termine questa legislatura. Sembra quasi che piuttosto che espropriare, il partito SPD abbia preferito governare o preferisca governare con un sindaco razzista. Questo chiaramente non cambierà la situazione e la crisi abitativa, molto probabilmente continuerà a peggiorare. La nostra lotta però è la lotta della maggioranza dei berlinesi, ed è l'unica cosa che ha senso fare ora per cambiare il paradigma. Altri provvedimenti, come un calmiere degli affitti, che è stato valido purtroppo per soli 4 mesi in città, sono strumenti efficaci ma purtroppo temporanei e quindi non sufficienti. Il mercato non è un destino e non deve regolare la situazione abitativa. L'esproprio è un'alternativa valida e possibile, perché la casa è un diritto e non un investimento di capitale e per aziende. Grazie mille per avermi invitato e buon lavoro. Grazie. Grazie mille, anche perché mi è sfuggito presentarla, si è presentata da sola e l'ha fatto sicuramente molto meglio di quanto avrei potuto fare. Un brevissimo intervento, dicendo che Berta appunto è intervenuta e siamo molto contenti del suo intervento. Voleva intervenire anche Katalin Gernburg, che è una parlamentare del Land di Berlino, che si occupa di questi temi all'interno del Land di Berlino. Sapete che la Germania federale ha diversi parlamenti regionali, Berlino è uno di questi, e Katalin Gernburg ha mandato un messaggio dicendo che purtroppo ha avuto un impegno all'ultimo, non ha potuto intervenire, ma che è molto interessata alla collaborazione con la nostra campagna. Grazie. E passiamo la parola a Davide Perolo. Mi spiace Davide, le devo chiedere anche a lei di essere molto breve, grazie ancora di esserci. E Davide ci parla da Barcellona. Sì, buonasera a tutti, grazie per l'invito da parte di Andrea Segre e Giacomo Maria. Sarò brevissimo perché alcune considerazioni le ha fatte Paolo Russo riguardo alcuni aspetti di Airbnb e di queste piattaforme, e altre le ha fatte in maniera molto efficace, con molte cifre, anche Berta, perché l'esperienza di Berlino e quella di Barcellona sono in questo abbastanza simili. Premetto subito che mi occupo con una piattaforma chiamata SET, che è un'assemblea permanente sui processi di turistizzazione delle città europee. Me ne occupo per Barcellona, me ne occupo anche su Palermo, che è la mia città di origine, e da 6 anni, da quando è nato, mi occupo con un collettivo chiamato Sindacato degli Affittuari di tutta una serie di aspetti legati alle tensioni abitative e alla resistenza e la consulenza e l'appoggio giuridico per chi sperimenta situazioni di conflittualità legati all'accesso alle abitazioni, al mantenimento delle case. Faccio una premessa molto molto rapida. A Barcellona, che è una città che ha sperimentato delle soluzioni molto concrete, che adesso vi dettaglierò velocemente, negli ultimi anni,
A Barcellona le tensioni abitative nascevano dai primi anni 2000 per la tenaglia micidiale che c'è fra la turistizzazione da un lato e le politiche di rigenerazione urbana calate dall'alto. Nei primi anni 2000, per darvi un'idea, gli amministratori locali e i precedenti sindaci parlavano di rigenerazione urbana per indicare progetti con caratteristiche e finalità molto differenti fra di loro. La ristrutturazione di un edificio, il nuovo arredo urbano in una piazza, per esempio i murales nei quartieri di case popolari o le zone attorno ai nuovi passanti ferroviari, la creazione di mini ramblas con politiche di esproprio immobiliare non sempre concertate, anzi quasi mai, il ridisegno delle attività commerciali lungo la costa, la concessione di poter edificare alberghi lungo la costa. Ce n'è uno simbolico nel fronte del mare di Barcellona che negli anni, diciamo nei primi anni del 2000 non è stato esente da polemiche. O per esempio anche ex ufficio immobili di archeologia industriale che diventavano palazzi residenziali e hotel di lusso. Questa ambiguità spiega molto bene la situazione a cui noi siamo giunti alcuni anni fa, in cui i processi di rigenerazione urbana erano fondamentalmente progetti di ristrutturazione o rifunzionalizzazione ad opera di grossissimi fondi di investimento immobiliari. A Barcellona noi negli ultimi anni abbiamo contrastato la presenza e le attività speculative di fondi come Blackstone o Azora, che erano stati favoriti da deregolamentazione e agevolazioni pubbliche in passato. Proprio perché Barcellona nell'anno 2012, nel periodo 2012-2015, ha raggiunto il massimo picco di tensioni abitative causate da questa tenaglia che vi dicevo, le speculazioni immobiliari e il picco della sharing economy e delle piattaforme di Airbnb, che ha generato profonde diseguaglianze e noi abbiamo sperimentato poi un gradualmente incisivo cambio di paradigma con il primo mandato della sindaca Ada Colau dal 2015 al 2019. Lei attualmente sta svolgendo il suo secondo mandato ed è in corsa per il terzo. Il merito sicuramente del primo mandato, che è stato condotto con una situazione di minoranza dal punto di vista dei consiglieri che appoggiavano Ada Colau, ha di fatto introdotto e scardinato un concetto precedente, ha introdotto un nuovo concetto che è quello di un cuneo sociale, cioè un patto molto stretto fra le associazioni, il terzo settore consolidato, le comunità di vecinos, cioè di cittadini residenti, e cittadini colpiti da sfratti e processi schiaccianti di dequalificazione abitativa e speculazione immobiliaria, che lei stessa come attivista, prima di diventare sindaco, aveva contribuito a salvaguardare e appoggiare con la sua associazione che era chiamata Patto contro gli sfratti. Il Comune di Barcellona si è fatto promotore insieme a altri comuni d'Europa di un nuovo ordine e una nuova visione politica del municipalismo europeo che, nei limiti che la legislazione autonomica e nazionale in Spagna le poteva concedere, ha però introdotto tutta una serie di politiche di risultati. Ve ne dico alcuni che riguardano soprattutto il periodo dal 2015 poco prima della pandemia, insomma al 2019. La limitazione delle licenze edilizie ed alberghiere dal 50 al 100% in funzione della zona della città. L'introduzione dell'obbligo della registrazione per chi volesse esercitare o usare la piattaforma Airbnb con un codice di licenze obbligatorio e della dichiarazione al fisco delle attività Airbnb e simili. Con una limitazione da parte del Comune di Barcellona dell'erogazione annuale di licenze regolata però una limitazione ragionata che ha frenato, anche se però non l'ha arrestata del tutto, la speculazione e l'evasione fiscale legata a Airbnb. Non colpiva questa regolamentazione chi aveva la necessità di integrare al proprio reddito basso un'entrata occasionale, però con un principio di rotazione. Qua mi ricollego a quello che proponeva Giacomo Menegus, cioè un principio di rotazione di 3 anni non continuativi, o comunque legato a un periodo continuativo non superiore ai 6 mesi, e senza destinare intere case ma solo stanze.
E ovviamente questo ha positivamente influito sulla diminuzione, almeno ufficialmente, dei immobili Airbnb, che sono passati da quelli almeno ufficialmente censiti dai 12.000 del 2012 a 4.500 del 2022. Questo però non significa che il problema sia stato ovviamente rimosso del tutto. Un altro obiettivo raggiunto è stato, e questo sarebbe utile per la proposta di legge nazionale in Italia, la legge del cosiddetto 30%, cioè chi costruisce deve garantire che il 30% dei nuovi appartamenti siano a fascia protetta, come affitto o vendita. Un altro obiettivo raggiunto è stata la cessione dei terreni alle cooperative edilizie e la costruzione, per la costruzione sostenibile delle case popolari. Lo stesso Comune di Barcellona, nel periodo che va dal 2016 al 2022, ha acquisito 800 appartamenti che ha poi rilasciato del 70% rispetto ai canoni di locazione media del settore privato. Le devo chiedere purtroppo i tempi sono molto stretti, dobbiamo ancora... Sì, concludo. Diciamo, poi ci sono stati l'obbligo di immissione nel mercato di decine di immobili di proprietà delle principali banche, la creazione di un'impresa produttrice e commercializzatrice di energia elettrica, e questo ha favorito i redditi più bassi di alcuni quartieri. Per quanto riguarda il sindacato, vi dico subito sinteticamente, meno di un minuto, di cui io faccio parte, esiste dal 2017, si occupa di assistenza legale, di lotta e di informazione, assiste gli affittuari per esempio nell'individuare clausole nulle ed abusive dei contratti di affitto, li assiste negli onorari per combattere gli onorari esosi dell'agenzia o dei padroni di casa, nei casi di sfruttamento turistico intensivo e continuato all'interno dei condomini, che possono creare situazioni di tensione abitativa o conflitto all'interno della comunità, assiste inquilini in cause di risarcimento per la restituzione di caparre ingiustamente trattenute, nel caso di discriminazioni razziste, nel caso di garantire i diritti di accesso a minoranze o collettivi di immigrati regolari. Davide, scusaci, ma veramente dobbiamo chiederti di salutare. Chiedo scusa. Politiche di alloggio a favore degli studenti fuori sede e ovviamente attività. Chiudo dicendo che i due risultati raggiunti negli ultimi 2 anni sono stati la legge 11 del 2020, che potrebbe essere per voi un modello, che ha portato avanti la legge di contenimento e regolazione degli affitti in Catalogna e la modifica dell'attuale legislazione regionale e comunale della legge per la regolazione dell'arredo urbano. Questa legge che vi dicevo ha favorito il ribasso, ancorandolo all'età degli affittuari e alla condizione economica, del caro vita, insomma del caro affitti presente in tutta Catalogna. Grazie, ancora una volta mi spiace per i tempi molto stretti, ma grazie. E ultimo, passiamo la parola quindi all'ultimo amministratore locale della serie dei 4, Albert Efting, che lavora per la municipalità di Amsterdam e che si occupa di politiche per la casa. Albert, please, the floor is yours. I'm sorry again for the delay and for the very short time at your disposal. Here I am. Okay, but I have to share the screen. The screen, I think. Well, that's not. I mean, that's probably not necessary in any case. It's not necessary. I should be able to translate. We'll talk without the screen, and you know the text. That's fine. Ciao a tutti, a Venezia, in inglese, però l'italiano è non troppo. È molto difficile per me fare tutto in italiano. We started our policy in Amsterdam on short-term holiday rental in 2014, and since we have adjusted our policy a number of times to cope with the ever-growing number of tourists in private apartments. The City Council of Amsterdam opposes such a touristification of our housing market strongly, because we think it's a threat to our housing stock, while we have a great shortage of apartments at the moment, with as a result high prices and long waiting lists for affordable housing. Quindi
È dal 2014 che la municipalità di Amsterdam ha cominciato a regolamentare il fenomeno, quindi ha avuto anche il tempo di aggiustare diverse volte questa politica, queste regolamentazioni. La municipalità è contraria a questa forma di turistificazione che sia sottrae alloggi alla residenza, sia fa alzare anche i prezzi, ed sono questi gli obiettivi con i quali lavorano. Please. We think it's a threat to the livability of our neighborhoods. People feel lost in their own neighborhoods, experience nuisance from tourists in their apartment buildings, like noise at hours they want to sleep, incorrect treatment of waste and smoking joints. Our motto is, houses are to live in on a permanent basis. Tourists should stay as much as possible in hotels. We don't want our city to be taken over by tourists, despite the fact that tourism contributes to the economy. So we don't see Venice as a good example for Amsterdam. Quindi è anche una questione di vivibilità, ovviamente. Nella misura in cui i residenti di Amsterdam vedono la qualità della vita nei loro quartieri peggiorare, subiscono disturbi del sonno, anche della loro vita quotidiana, e appunto Venezia per loro non è un esempio da seguire, e ancora una volta questo è un altro obiettivo delle politiche per la regolamentazione che segue Amsterdam. We distinguish two forms of tourist rental. Firstly, when you rent out your apartment to tourists and are not there yourself. Then the following rules apply. You have to register your apartment at the municipality and mention this number in your advertisement. You must apply for a permit at the municipality. You must report every rental to the municipality. There is a maximum of 30 nights per year that you may rent out your apartment, and to a maximum of 4 persons. And it's not permitted in apartments that are owned by social housing corporations. And of course, you have to pay tourist tax. Quindi distinguono tra diversi tipi di alloggi. Questo primo caso di cui stava parlando è quello di appartamenti affittati per intero, nel senso che non vi si risiede, e in questi casi qua vanno richieste autorizzazioni, ci sono diverse dichiarazioni e adempimenti da fare, quindi è un'attività professionale sostanzialmente. And secondly, when you rent out your apartment, a part of your apartment, and are there at the moment the tourists are staying in your apartment, then we call it a bed and breakfast. Then you also have to register the apartment. You must apply for a permit. You may not rent out more than 40% of your apartment as a B&B to a maximum of 4 persons per stay. And it's not permitted in apartments owned by social housing corporations. Of course, you have to pay tourist tax. And per neighborhood, there is a maximum number of bed and breakfasts allowed. It's limited by a quota. Dimenticavo di dire prima che nella regolamentazione sugli appartamenti affittati per interi c'è un massimo posto di 30 notti all'anno e un massimo di 4 persone a soggiorno, che ovviamente le corporazioni, le società che fanno housing sociale, come si dice in italiano, non possono farlo. Il secondo caso è quello invece dei bed and breakfast veri e propri, nel senso di gente che vive nell'appartamento che può essere parzialmente affittato a turisti. In questi casi occorre comunque la registrazione e l'autorizzazione da parte della municipalità. Non più del 40% della superficie dell'appartamento può essere usata per un massimo di 4 persone a soggiorno. Anche qui la gestione da parte di corporazioni, di società, di fondazioni non è permessa. La tassa turistica è sempre prevista, e c'è un certo numero massimo per quartieri di bed and breakfast che è permesso da un numero fissato ovviamente dalla municipalità. So a lot of rules, and we also enforce them. Enforcement is key because otherwise these rules are of little value. In Amsterdam we have about 20 people who work every day on this topic, on enforcement of short-term holiday rental. And the registration system we introduced in 2019 has helped enormously. After the introduction, the number of advertisements on Airbnb dropped from 19,000 to 5,000.
and since then it went up again, but it's still below 10,000. So registration makes enforcement a lot easier. Quindi come vedete ci sono diverse, c'è una serie di regole abbastanza articolate, la cosa importante ovviamente è applicarle. L'applicazione di queste regolamentazioni è fondamentale perché altrimenti le regole sarebbe di poco conto. Ci sono in Amsterdam circa 20 persone che lavorano su queste tematiche tutti i giorni nella municipalità. Il sistema di registrazione che è stato introdotto nel 2019 ha aiutato enormemente, nella misura in cui dopo l'introduzione di questa regolamentazione il numero di annunci su Airbnb è calato dal 19.000 al 5.000, da quel momento è risalito di nuovo fino a 10.000, però si vede quanto la registrazione abbia svolto un ruolo molto, molto importante. So many strict rules, but we still miss essential data which only the platforms have. But they are not keen, of course, on sharing these data, on helping us, because they say this is not allowed because of privacy. But fortunately, help is on its way. The European Commission is now proposing a registration system for the whole of the EU, combined with the obligation for platforms like Airbnb to share essential data with the cities. Data like the number of nights and the number of tourists per apartment. And these data will improve enforcement significantly and will finally create a real level playing field between hotels and short-term holiday rental. And we hope that Italian cities and all governments, of course also the Italian government, will strongly support this proposal. Grazie, finisco di tradurre e abbiamo terminato. Thanks again. Quindi ci sono diverse quindi regole abbastanza stringenti, ma la cosa importante al di là delle applicazioni sono i dati ovviamente sui quali si fondano queste regolamentazioni, e i dati ce li hanno le piattaforme ovviamente, e solo che le piattaforme non sono molto inchine diciamo a condividerli questi dati, ma c'è aiuto che arriva anche dalla Commissione europea che sta proponendo un sistema di registrazione per l'intera comunità europea, combinato con l'obbligo per le piattaforme come Airbnb di condividere dati essenziali con le città. Dati come ovviamente il numero di notti, di pernottamenti, il numero di turisti per appartamento. Questi dati aiuteranno molto ad applicare e ad aggiustare le regolamentazioni e potranno suscitare un vero livello di gioco di regolamentazione anche a livello economico tra alberghi e affittanze brevi. Speriamo che le città italiane e specialmente il governo italiano farà da supporto a questa proposta, e ancora una volta grazie ad Albert Efting per esserci stato, e ancora ci scusi per il ritardo. Thanks again. Bye bye. Grazie, thank you so much. Vi ricordo che non avete ascoltato l'intervento di un pericoloso anarcho-insurrezionalista, ma di un rappresentante del House Department dell'amministrazione comunale di Amsterdam. Ecco, allora adesso passiamo alla parte di tavola rotonda. So che è dopo già un bel po' di tempo che discutiamo, ma è la parte a cui teniamo di più. Purtroppo questa sala, che è bellissima, non ci permette di fare una tavola molto rotonda, come potete osservare, e per cui inviterò le persone che ci hanno raggiunto da tutta Italia, dai comitati, dalle amministrazioni, a raggiungermi qui sul palco. Facciamo 3 o 4 alla volta, a seconda delle sedie che ci sono. Io rimango qua per coordinare la tavola rotonda e diciamo, per essere il più democratici possibili andremo in ordine alfabetico di città. Okay? Abbiamo deciso questo meccanismo e questo metodo. Pregherei tutti di provare a fare degli interventi concisi, perché siamo in tanti, ho almeno 11 interventi segnati e a un certo punto vorremmo anche liberarci, giustamente. Però dicevo che
questo momento è di particolare importanza perché abbiamo provato a dirlo un po' in tutti i nostri interventi del gruppo veneziano di alta tensione abitativa. Certo, in questa città c'è uno scenario diverso rispetto ad altre, sia per la sua particolarità, sia per la particolare legislazione che c'è su questa città, ma nonostante questo noi crediamo fortemente nel fatto che in realtà nessuno si salvi da solo e che questo tipo di campagna è necessaria per tutti. La vostra presenza qui lo dimostra, il fatto che ci sia interesse da così tante realtà diverse dimostra che è un problema che, per quanto possa declinarsi in maniera diversa per ogni contesto territoriale, è un problema che dobbiamo affrontare collettivamente. Per cui vorremmo davvero che questo primo sforzo magari iniziale che il gruppo veneziano ha messo in piedi diventi un qualcosa che è a servizio di un futuro sforzo collettivo, che assieme riusciamo a portare avanti questa campagna e ottenere gli strumenti di cui abbiamo bisogno per delle città vive, abitate, abitabili. Quindi ho la mia lista che mi vengo a recuperare. Chiamo qui con me intanto Giuseppe Cattaneo dell'Associazione Bergamo Alta, Emily Clancy, vice sindaco di Bologna, e Luca di Luna, laboratorio universitario per l'autogestione, sempre di Bologna. Così, questi sono i primi tre e poi continuiamo a scorrimento. Prendete dove trovate. Quindi Giuseppe, lascio la parola a te. Quanti secondi? Una decina di secondi. 10. Allora, io mi chiamo Giuseppe Cattaneo, sono finito, vado. Vabbè, niente, comunque Bergamo è una città di 125.000 abitanti, il quartiere in cui io vivo e opero, che è la Città Alta. Se qualcuno conosce Bergamo, c'è una parte sopra la collina, è un quartiere, poi tutto il resto in pianura. 125.000 abitanti e attualmente Città Alta, il centro storico, sono 2.600 abitanti. Erano quasi 8.000 all'inizio degli anni 50, però arriviamo un po' più vicini. 20 anni fa gli abitanti erano 3.600, oggi sono 2.600, quindi in 20 anni questo quartiere ha perso 1.000 abitanti. La tendenza che avevamo fatto un nostro giornale, da lì non potete vedere, un nostro giornale di quartiere, ma si vedeva come la tendenza del calo della popolazione che ha subito Venezia dagli anni 50 fino all'inizio 2000, il grafico dice che Bergamo Alta, piccola parte di una città, la tendenza è la stessa, cioè il grafico mostra come il calo della popolazione è identico per le due realtà molto diverse tra loro. Venezia aveva 170.000 abitanti, oggi mi pare che siamo intorno ai 50.000 o poco più. Ancora un dato e poi finisco, nel senso faccio un ultimo un po' di breve commento. La Città Alta, noi la chiamiamo così, questa parte storica della città che vive su questa collina, bellissima da vedere e anche da vivere, sta perdendo residenti come in molte altre realtà italiane. Un esempio, mentre nella città intera di Bergamo su 100 abitanti sono 5 letti sono destinati alla residenza che viene dall'esterno, quindi ai visitatori, 5 letti la media di tutta la città. Per Bergamo Alta, per questo quartiere, sono 38 letti su 100 abitanti, quindi non esistono quasi un paio di realtà di alberghi, hotel in questa parte di città. Tutto il resto è determinato dal mutamento che sta avvenendo un po' in tutti i centri storici. Case che prima erano destinate all'affitto, oggi destinate al turismo. La proposta di legge sicuramente è importante che si sia arrivati con questo lavoro vostro a definire
questa proposta di una legge che valga per tutto il territorio nazionale, non solo per Venezia. Rimane il problema però di questa cerca di regolamentare una situazione di destinazione di alloggi già in essere o in futuro alla residenza, quindi limitare o regolamentare il passaggio da quella che era la storia precedente di questo alloggio destinato all'affitto e a residenza lunga a residenza breve. Rimane il problema di trovare attraverso la fiscalità e comunque anche attraverso normative locali e nazionali la possibilità di aumentare il numero delle abitazioni destinate all'affitto dei residenti. Cioè, non dico solo case popolari, ma comunque a Bergamo è stato fatto all'inizio degli anni '80 allora c'era il governo della città era democristiano, per dire, ma allora si riuscì a fare un piano di recupero dei borghi storici dove vennero individuati in tutti i quartieri delle città edifici vuoti o abbandonati o semivuoti. Venne posto un vincolo e parte di questo vincolo venne trasformato in residenza destinata all'affitto, laddove il proprietario era in grado comunque di ristrutturare lui la residenza, come mi diceva, se ho capito bene, proponeva Barcellona, comunque destinare una quota di questi appartamenti ristrutturati all'affitto per un tot numero di anni. Questo consente di rendere, non solo regolamentare gli alloggi destinati al turismo, ma quello di aumentare anche gli alloggi disponibili per l'affitto. Grazie. Prima di passare la parola a Emily Clancy, provo a dire un'altra piccola cosa. È difficile fare le tavole rotonde e renderle produttive perché siamo in tanti, giustamente. E la nostra volontà di mettere a disposizione la nostra proposta vuole anche essere un modo di interrogarsi assieme su che cosa facciamo adesso, cioè come la facciamo vivere, se ci riconosciamo all'interno di questa proposta e come pensiamo di andare avanti, perché noi per il momento abbiamo un testo scritto che vorremmo approvato domani con una bacchetta magica, ma sappiamo tutti che non è così che funziona. Quindi mentre ci arrivate dalle altre città, a noi piacerebbe proprio che questa fosse una vera discussione su come possiamo andare avanti e come possiamo condividere degli strumenti per portare avanti questa campagna. Non abbiamo un percorso predefinito, prendere o lasciare. Siamo qui veramente per aprirlo al fatto che lo facciamo assieme, quindi serve l'intelligenza di tutti noi per riuscire a capire come lo portiamo avanti. Ecco, volevo solo puntualizzare questo elemento. Emily Clancy, vice sindaco di Bologna. Grazie mille di questa occasione, di questa iniziativa che riteniamo veramente molto importante. E provo a rispondere plasticamente a questa domanda, cioè cosa facciamo da qui in avanti, come ci attiviamo da qui in avanti. E lo faccio dando qualche dato su Bologna, sia dato numerico dell'impatto che ha avuto il fenomeno degli affitti brevi turistici in città, sia l'impatto di quello che ha avuto l'attivazione in città sul tema del diritto all'abitare. Bologna è una città, come sapete, da 400.000 persone, una città universitaria, una delle poche città italiane negli ultimi 10 anni, in cui la popolazione continua in maniera abbastanza stabile a crescere. Più 10.000 residenti negli ultimi 10 anni, è diventata la città numero 1 in Italia per studenti che arrivano dall'estero, continua ad attrarre studenti e lavoratori, studentesse e lavoratrici che scelgono Bologna come città in cui abitare, in cui sviluppare la propria vita. Tuttavia, negli ultimi anni c'è stata appunto una pressione sempre maggiore da parte delle piattaforme turistiche. Per darvi due dati che secondo me raccontano plasticamente questa situazione, Inside Airbnb ci ricorda che negli anni 2014-2015 gli affitti solo su Airbnb, e quindi non prendo in considerazione tutte le altre piattaforme, erano meno di 800. Ora sono quasi 4.000.
Se andiamo a vedere sullo stesso periodo gli accordi di canone concordato, i contratti a canone concordato siglati nella nostra città, che ha una tradizione molto solida di contrattazione a canone concordato, un accordo metropolitano, molte città neanche ce l'hanno, noi ce l'abbiamo anche rinnovato ultimamente con fatica con le sigle di proprietari e inquilini, appunto non solo su Bologna ma su tutta la città metropolitana. Bene, in quegli stessi anni i contratti a canone concordato passano da 32.000 a 25.000, quindi scendono di 7.000 mentre gli affitti brevi crescono praticamente in maniera parallela. Questi dati ci raccontano di una città che non è ancora desertificata, completamente turistificata, una città in cui il turismo ha anche creato occupazione in un momento di crisi economica, anche se sappiamo che quella occupazione è spesso un'occupazione a basso valore aggiunto e che molto ci sarebbe da dire sulla qualità del lavoro che porta il turismo in città. Il punto principale, secondo me, è che questo è il momento in cui noi possiamo ancora intervenire e appunto invertire la tendenza, come ci chiama a fare questa iniziativa. E come farlo? Lo dobbiamo fare necessariamente insieme con le comunità. Una di queste della mia città parlerà subito dopo di me, ma penso che sia così in tante città italiane. Nello scorso mandato a Bologna cittadini e cittadine si sono attivati, anche certo grazie ad alcune piattaforme municipaliste, Coalizione Civica, quella di cui faccio parte io, ma non solo, per raccogliere le firme per un'istruttoria pubblica sul disagio abitativo e hanno costretto il Consiglio Comunale a parlare dell'emergenza abitativa in città. Qualcosa che fino ad allora l'amministrazione comunale stava completamente negando, dicendo che non c'era un tema di emergenza abitativa. Ora sapete che Bologna è sulla cronaca insieme a Milano, insieme a Firenze, insieme a tante città italiane quotidianamente perché non si trova casa in città, ma solo 3-4 anni fa questo veniva sistematicamente negato. Ebbene, da quel momento si sono prodotti degli indirizzi che hanno portato al cambiamento del governo della città e che hanno prodotto delle politiche di enorme discontinuità. Per la prima volta dopo decenni si è fermata la vendita delle case popolari. Tra qualche settimana presenteremo il piano per l'abitare che ha per la prima volta l'incremento dell'edilizia residenziale sociale nei prossimi anni, ha un osservatorio metropolitano sul sistema abitativo, un'agenzia sociale per l'affitto, nuove esperienze di co-housing e abitare collaborativo. In poche parole si sta cambiando, si sta invertendo la tendenza e questo è stato possibile farlo quando c'è stata un'alleanza strategica fra le comunità, le associazioni, i collettivi che si occupano di diritto all'abitare in città, i sindacati e le forze politiche sensibili a questo tema e sta producendo una discontinuità importante. Ora, l'ultimo tema, che chiaramente è al di fuori della nostra possibilità di regolamentazione su cui vorremmo attivarci, è proprio quello della regolamentazione delle piattaforme turistiche. Insieme a 16 città europee abbiamo scritto alla Commissione europea che ha prodotto appunto questo inizio di legge che faciliterà la condivisione delle informazioni delle piattaforme, un primo passo importante per arrivare alla regolamentazione, ma ora mettiamo a disposizione le nostre comunità per raccogliere le firme, per fare informazioni su questa legge anche all'interno del nostro piano per l'abitare a inizio aprile se vorrete e attiviamoci insieme per produrre veramente l'inversione di tendenza di cui le nostre città hanno bisogno. Grazie. Grazie Emily, passo la parola a Luca. Allora, intanto ringrazio Alta Tensione Abitativa, Occio dell'invito e ringrazio anche per il lavoro che avete svolto in questo anno della proposta di legge che prima chiedevate anche commenti, non ne ho nel merito perché poi non ho neanche troppe competenze specifiche nella cosa, però è chiaramente un ottimo lavoro che prende spunto anche da alcune esperienze europee che abbiamo visto prima, che ci danno anche l'esempio che cambiare è possibile, e cambiarlo e cambiare insieme ancora è più facile, cioè è meglio. Allora, un po' siamo stati chiamati a raccontare un po' la nostra esperienza, di collettivo universitario, che a ottobre, ha dato vita a un'esperienza occupando una palazzina sfitta di proprietà pubblica dell'azienda Servizi alla Persona, partecipata al 97% dal Comune di Bologna.
un'occupazione che è durata quasi 2 mesi quando è finita, perché abbiamo ottenuto insomma che il comune si è assumesse la responsabilità di togliere dalla vendita, insomma dal piano delle nazioni, quello stabile, per destinarlo insomma a forme di abitare nuovo e abitare collaborativo insomma. In quella occupazione abbiamo ospitato insomma studenti Erasmus, lo studente matricola, la lavoratrice con il contratto a tempo indeterminato nella ristorazione, l'operatore sociale che, pur avendo disponibilità economica, non aveva insomma possibilità di trovare casa anche per via di razzismo insomma da parte dei proprietari, dei palazzinari e via dicendo. Per cui questo per dire che a Bologna la composizione sociale anche che fa emergere diciamo un disagio abitativo, un'esigenza abitativa è anche diversa rispetto agli anni passati, in cui anche le fasce più marginali insomma della società avevano insomma bisogno di esprimevano insomma esigenza abitativa. Adesso anche chi ha un minimo in più di disponibilità economica, pur gravando insomma del caravita eccetera eccetera, fa fatica a trovare casa, a trovare abitazione in una città universitaria giovane, dinamica eccetera eccetera come Bologna, in cui sta avvenendo anche un processo di espulsione diciamo dalla città, centro storico, ma anche cintura metropolitana insomma di famiglie, di nuclei familiari, di studenti e studentesse, lavoratori e lavoratrici eccetera eccetera. Questo soprattutto perché negli ultimi anni, lo diceva anche non mi ricordo chi prima, che le città in qualche modo stanno dando risposte più a domande internazionali più che a necessità locali, altrimenti non si investirebbe sullo student housing. L'Airbnb in qualche modo sarebbe anche già in qualche modo regolato, o quantomeno il governo nazionale insomma ne avrebbe parlato. Così come anche ci sono esempi anche Amsterdam insomma che multano insomma proprietari di casa che tengono sfitto il patrimonio insomma immobiliare che per un tot di tempo, per cui ci sono anche degli esempi positivi, anche il modello cooperativo di Barcellona, il Community Land Trust canadese, insomma ci sono esempi insomma in cui cambiare è possibile. Casa Vacante, l'occupazione a cui abbiamo dato vita a ottobre, vuole essere una strategia insomma di resistenza anche rispetto alla gentrificazione, a tendenze urbane che sembrano invisibili fino al momento in cui si danno, in cui c'è lo studentato, in cui Inside Airbnb rileva che ci sono 4.000 appartamenti affittati a breve termine in città, ma il compito nostro, insomma, di collettivi, movimenti e anche delle amministrazioni è appunto intercettare queste tendenze per invertire appunto questa tendenza. Allora, per noi era importante essere qua, insomma, anche a mostrare il nostro sostegno a questa proposta, perché la reputiamo una proposta seria, una proposta insomma che ha potenziale anche, speriamo che abbia potenziale a Bologna, a Venezia, Regione Veneto, Regione Emilia Romagna, perché no? E riteniamo che il contributo anche che possiamo dare noi è chiaramente fare pressing politico, diciamo, sia sugli attori politici che devono essere insomma devono prendere una posizione, devono prendere parola e provvedimenti soprattutto riguardo le tendenze in atto, ma anche per indicare i responsabili insomma di queste dinamiche, di chi specula, di chi guadagna su queste dinamiche. Prima Filippo Celato lo diceva bene, lo diceva meglio di come lo dirò io, che è in corso anche una professionalizzazione di chi, insomma, di agenzie che poi prendono il 30% della rendita degli appartamenti, cioè che gestiscono gli appartamenti per conto terzi. Una delle più grandi, che a Bologna è la più grande, insomma, con 111 appartamenti secondo la rilevazione di Inside Airbnb, è Wonderful Italy, seguita da Real Casa, seguita da Welcome to Emilia Romagna and Marche, ma Wonderful Italy è presente anche a Palermo, a Napoli, a Genova, a Venezia no, ma ci sono altre agenzie,
E quello che volevamo portare oggi anche come nostro contributo è che abbiamo pubblicato stamattina un appello per una sorta di class action, ossia un'azione collettiva digitale nei confronti di questi property manager, di questi corporate host, che anche oggi c'era un articolo molto interessante su Repubblica locale di Bologna che parlava proprio di questo, contro questi corporate host, prenotando i loro appartamenti per poi disdirli entro i termini di cancellazione gratuita, per cui un'azione legale che però vuole essere efficace innanzitutto per dare fastidio a chi specula e a chi guadagna sulla pelle di chi non ha casa o di chi vuole insomma vivere le città, insomma contro anche queste dinamiche per invertire la tendenza, per cui l'invito è a condividere l'appello, a partecipare alla class action. Sui nostri social ci sono anche le istruzioni per farlo, e quindi grazie ancora dell'invito e buon lavoro a tutti e a tutti. Grazie. Grazie a chi è intervenuto da Bergamo, da Bologna. Adesso chiamo dalla mia lista Laura Grandi del Sunia Firenze, Lucio, no? Intervieni tu? Potete fare in combo, dall'Out 357 di Genova. E aspettate, scusate, ho perso la lista. E dove diavolo sono le note? Dopo Genova cosa c'è? E Tommaso Matteo Gorini da Milano. E solo come piccola chiosa ai primi tre interventi, a noi piace essere questa cosa ibrida, a noi piace portare questa proposta nelle istituzioni, a noi piace fare azione nella società, quindi sono benvenute, ringrazio tutto questo genere di proposte che ci permettono di parlare e far parlare sempre di più di questo tema da tanti punti di vista, quindi ringrazio anche proprio per la pluralità della discussione che stiamo facendo. Allora, la parola a Laura Grandi, grazie. Sì, buona serata a tutti. Sì, infatti io non faccio parte delle istituzioni, consigli comunali, regionali, rappresento però un sindacato, il sindacato degli inquilini. E il sindacato degli inquilini a Firenze è un sindacato disperato, scusate la parola, perché siamo in una situazione paradossale. La nostra città ormai da tanti anni, da una decina di anni, è, diciamo così, fagocitata, soffocata dal fenomeno degli affitti brevi. Io mi ricordo che quando sono diventata segretario la prima volta dell'organizzazione, in una conferenza stampa, il giornalista mi chiese qual è il suo obiettivo, insomma, nei prossimi 4 anni. Un limite agli affitti brevi. E vabbè, mi fece, è un po' come la pace nel mondo. Dico sì, effettivamente, un po' come la pace nel mondo, però io sono speranzosa, ottimista, eccetera, eccetera. Ottimista, sono stati 8 anni tragici, è stata una tragedia, quindi ben venga questo articolo 8 bis da introdurre all'interno della legge 431 del 98, perché questa è una proposta di legge interessante, una proposta di legge che non mira al decoro, all'ordine, alla sicurezza, sì, alla sicurezza sociale, alla sostenibilità sociale della città. Essendo un sindacato, il nostro, un sindacato inquilini, un sindacato che guarda e cerca di rappresentare e di difendere soprattutto le fasce medio-basse della popolazione, come ce ne sono tante, perché si pensa che nelle fasce medio-basse, la cosiddetta fascia grigia, che è quella che soffre di più in questo momento i costi dell'abitare, ci siano poche persone, poche famiglie, invece sono tantissime. Abbiamo stimato, la regione toscana ha stimato che in Toscana sono 175.000 le famiglie che spendono più del 50% del proprio reddito per i costi dell'abitare, e a Firenze, comune di Firenze, sono più di 18.000. Quindi c'è un'emergenza abitativa che è cresciuta in maniera esponenziale. A Firenze noi abbiamo 150 sfratti con forza pubblica al mese. È un numero pazzesco. 8 anni fa, quando sono diventata segretaria, ce n'era 30 di esecuzione con forza pubblica, e già lì si parlava di emergenza abitativa forte. A questo punto diciamo che abbiamo sfondato il tetto della sostenibilità sociale, perché 150 sfratti è un numero che non si può assolutamente reggere, ed è un numero fatto di persone che
che hanno sfratti per morosità, ma non perché non vogliano pagare l'affitto, ma perché gli affitti sono troppo alti. C'è un livello degli affitti che è altissimo, ora lo sapete, lo leggiamo tutti i giorni sul giornale, e non è più assolutamente sostenibile. Dopodiché Firenze va bene, ma i fiorentini che se ne sono andati da Firenze, sono andati ad abitare nell'area metropolitana, sono andati ad accrescere anche lì il prezzo degli affitti, il prezzo delle case, quindi è diventata proprio una situazione incontenibile e ingestibile, come in tutta la Toscana, perché è un problema che si sente a livello regionale. Io vi aiuterei e vi aiuterò come posso, perché credo in questa proposta di legge, condivido tutti gli aspetti, penso che sarebbe stata perfetta se fosse stato possibile anche introdurre, per esempio, che i condomini potessero dare il loro assenso alla trasformazione delle residenze in ricettive, fra le abitazioni normali e ricettive, perché questo problema degli Airbnb negli alloggi, nei condomini, sta creando un problema di convivenza, di costi maggiorati anche di chi abita nei palazzi, cioè dei proprietari, degli inquilini che abitano in questi palazzi si stanno trasformando in alberghi non avendone le caratteristiche assolutamente. Quindi questo sarebbe stato, diciamo così, la legge perfetta, però insomma vediamo perché. Ma noi prendiamo nota, cioè è una cosa che facciamo insieme, è tutto emendabile. Però capite bene che a livello regionale cercherò di azionare i nostri, diciamo così, contatti politici. A livello locale abbiamo il nostro sindaco che è stato è stato il fautore di questa legge di iniziativa popolare per le città d'arte, però adesso non se ne parla più. Il 4 di aprile il sindaco Nardella ha convocato un tavolo, il primo dopo tanti anni, sull'emergenza abitativa, dove saremo presenti anche noi e vediamo se anche quello è il posto per veicolare questa informazione e quindi insomma cercheremo con tutti i nostri mezzi e soprattutto con i tanti cittadini che sono diciamo così colpiti da questa situazione, e ce ne abbiamo tanti. Purtroppo la casa è diventato un acceleratore verso la povertà e questo non lo possiamo permettere, e quindi tutto il sostegno che possiamo dare non ve lo diamo. Grazie. Grazie mille Laura Grandi. Ok, tocca all'intervento in tandem da Genova. Scusate se avevo fatto male i nomi. Grazie. Allora noi siamo di un collettivo, di un centro sociale che è occupato da 14 anni all'interno di una zona del centro storico di Genova che è molto particolare. In sostanza il centro storico di Genova, che è molto popolare, però sta venendo cambiato a macchia di leopardo piano piano da diciamo circa 20 anni ad adesso. E noi siamo ancora in una zona che non è ancora stata né gentrificata né turistificata, però cominciamo a vedere già delle modifiche. Intanto perché uso tutti e due i termini? Perché comunque sicuramente non si può gentrificare totalmente, e questo è stato un grosso limite per gruppi di interesse fino ad oggi, perché comunque le strade sono molto strette come qua, però i palazzi sono alti anche 6, 7, 8 piani, per cui sicuramente una persona facoltosa non vuole andare ad abitare i piani bassi del centro storico perché è buio e malsano e tutto. Mentre quegli appartamenti possono essere notevolmente turistificabili, ed è il problema che sta avvenendo effettivamente adesso. Diciamo che siamo una città che siamo molto indietro, per cui le cose che ho da dire in realtà le conoscete già tutte, le avete già viste nelle vostre città, in particolare qua a Venezia, e c'è da dire anche che però nonostante fossimo molto indietro, dopo comunque un relativo periodo di calma dato dalla pandemia, adesso invece c'è una notevole accelerazione che porta a dei forti cambiamenti che poi tendenzialmente sono gli stessi di cui Paolo Russo ha parlato nel suo intervento, ossia una forte inflazione degli affitti, una proliferazione esagerata di bed and breakfast
e una diminuzione quindi di disponibilità per case per residenti, un po' perché non le vogliono proprio affittare a residenti, un po' anche perché richiedono troppi soldi, e cosa porta ovviamente all'espulsione dei naturali residenti del centro storico, che sono o nativi o gente che ci abita anche magari da tanti anni, studenti o migranti, comunque fasce molto popolari che non hanno più la possibilità di spendere così tanti soldi, ma che invece devono per forza di cose poi andare nei quartieri limitrofi o anche ben più lontani, destinando invece poi tutte queste case, c'è da dire anche, visto che prima si accennava agli appartamenti sfitti, che difficilmente anche questo potrebbe essere un terreno di lavoro dal punto di vista dell'amministrazione, perché molte case sono del Comune di Genova o molte altre delle Opere Pie che vengono tenute, ma sono migliaia di posti letto, parliamo di migliaia di posti letto, vengono tenuti sfitti proprio per poter fare alzare i prezzi, perché sappiamo che con mancanza di offerta poi i prezzi salgono. E passo, così siamo brevi e concisi, la parola. Allora, noi siamo attivisti, siamo militanti, non siamo studiosi e studiose di questo fenomeno, però data la nostra posizione in questo quartiere siamo in grado di osservare alcuni cambiamenti che ci avvengono attorno. E in particolare volevo portare alla vostra attenzione un paio di situazioni. Negli ultimi tempi abbiamo notato, sono venute alla nostra attenzione situazioni di sgomberi di persone appunto che magari non hanno neanche i mezzi per opporsi a queste situazioni o per confrontarsi con chi viene a dirgli che non possono più vivere nei loro appartamenti. Ci sono state delle situazioni in cui le situazioni di degrado, diciamo, di alcuni edifici nelle parti comuni sono state usate come scusa per sgomberare determinate persone, tutte di origine non italiana ovviamente, dai propri appartamenti, con fra l'altro ben poco supporto nel trovare una soluzione temporanea alternativa al vivere in quelle che erano effettivamente le loro case in affitto, penso prevalentemente in affitto, non credo di proprietà in quei casi. E questo ci sembra un po' l'inizio in un quartiere appunto non gentrificato e, come diceva Lucio, difficilmente gentrificabile anche per molti motivi, che possono essere un po' un inizio di un fenomeno a cui stiamo cercando di prestare attenzione, che stiamo cercando comunque di monitorare in quanto presenza sul territorio. Un'altra cosa è che, e questo può essere un po' l'inizio, ed è una cosa che dobbiamo tenere in considerazione non solo per quanto riguarda, diciamo, il cambiamento della composizione di chi risiede nel quartiere, perché molte di queste persone in realtà, dopo essere state sgomberate, hanno deciso semplicemente di andarsene altrove, perché non sempre sono in una posizione in cui si sentono di poter lottare per restare dove sono, non hanno il supporto adeguato per fare questa cosa, semplicemente non vogliono, preferiscono andarsene altrove per evitare problemi. L'altra cosa è che sì, noi siamo in una situazione molto meno avanzata rispetto ad altre città, però ci interessa molto proprio vedere anche cosa sta succedendo altrove per capire un po' che cosa ci aspetta lungo la strada, diciamo, perché questa cosa sta evidentemente succedendo anche da noi. Come diceva Lucio, ci sono dei cambiamenti insomma, negli affitti, nella disponibilità di case per residenti, anche nei tipi di negozi che cominciano a spuntare nelle nostre strade del centro storico, che sono sempre più pensati per il turista, con prezzi inaccessibili a molte persone che invece vivono nel quartiere. E un'altra cosa è, insomma, l'idea che ci rende un po' nervosi, diciamo, di questo disegno, di questa proposta di legge, è il fatto che ci sia molta discrezionalità lasciata alle amministrazioni. Nel caso nostro abbiamo una giunta comunale guidata dalla Lega, abbiamo una regione, anche questa in mano al centrodestra, e quindi parliamo anche di una giunta che, per esempio, parlando di turistificazione, ha destinato 70 miliardi di fondi del PNRR, milioni, scusate, dei fondi del PNRR a un progetto di riqualificazione dei forti che si trovano sulle alture genovesi, e di questi 40 milioni verranno spesi per costruire una funivia che porterà i turisti che vengono dalle navi da crociera alla stazione marittima di Genova, passando sopra a uno dei quartieri ad alta densità abitativa più forte della città, il Lagaccio,
dove verrà costruito uno dei piloni nel mezzo del quartiere, che comporterà appunto la distruzione di varie palazzine, per portare i turisti in un forte dove attualmente non c'è nulla. E quindi questa è una situazione che ci fa capire un po' quale sia, diciamo, la volontà rispetto allo sviluppo di quale tipo di turismo nella nostra città, e questa è una cosa che ci preoccupa, a proposito anche di quello che diceva Davide Perollo sulla l'idea dei progetti calati dall'alto, di cui noi purtroppo vediamo molti esempi, e con una giunta che si rifiuta di ascoltare proprio le voci di tanti cittadini, anche comitati, che stanno sorgendo per appunto opporsi a questi progetti assurdi, che speriamo non vengano attuati, ma che purtroppo sembra invece stiano proseguendo nel loro processo di attuazione, perché ci sono state gare, ci sono stati appalti, stanno andando avanti in questa direzione. E per questo noi, cioè, a Genova abbiamo anche organizzato, ci sono state cose, cioè noi stiamo facendo cose a livello di spazio. Alcuni di noi, attraverso anche un'altra organizzazione che si chiama Radical Film Network, hanno organizzato alcune proiezioni di film, fra i quali Welcome Venice, che abbiamo appunto proiettato qui a Genova per parlare anche di queste questioni con anche Maria, che è venuta a partecipare a questo dibattito con noi, per capire che cosa sta succedendo appunto nelle città dove questo fenomeno è più avanzato. Quindi noi siamo qui per vedere un po' che cosa ci aspetta, e anche per cercare un po' di cambiare, cioè di aggiustare il tiro insieme in questa proposta di legge, in modo che non venga completamente tutto lasciato alla mercé di giunte comunali o regioni, in cui la volontà di fermare questa cosa potrebbe bene non esserci, e nel nostro caso evidentemente non c'è. Grazie. Sì, effettivamente questa è una caratteristica di questa proposta, che delega molto alla capacità di attivazione sui territori, cioè tanto per la campagna, tanto eventualmente a legge approvata, il tema è sempre quello di riuscire a influenzare l'agenda politica locale, e per questo è importante riuscire a radicare assieme delle esperienze nei territori che continuino a parlare di questi temi. Grazie ancora, lascio la parola a Tommaso Matteagorini, consigliere comunale di Milano. Grazie mille. Questa proposta e questo invito, per cui ringrazio Alta Tensione Abitativa, ero molto curioso di venire qui, ed è veramente una bellissima occasione di potersi confrontare, potersi guardare in faccia e parlare dei diversi casi, delle diverse esperienze. Il caso di Milano, particolarmente complesso e sulla bocca di tutti, anche lì stiamo vivendo un momento in cui c'è un'estrema attenzione su quello che è il tema dell'abitare. Purtroppo faccio una riflessione un po' amara, vedendo sia da amministratore, ma avendo vissuto anche prima da attivista sul campo, non tanto perché ci sia stato un cambio in quella che è la situazione abitativa di quelli che sono gli strati più effettivamente in difficoltà, che più faticano a trovare una casa, quelli che magari, se sono fortunati, riescono a entrare all'interno del circuito delle ERP, o che magari rimangono fuori, ma perché sempre di più con l'accrescersi dei costi degli affitti, il tema dell'abitare sta venendo sempre più a toccare quei ceti che sono invece quelli che hanno un alto capitale culturale, che ancora sono quelli che votano, che partecipano al dibattito pubblico, e questo sta creando anche da noi, devo dire, un fermento. Ben venga comunque che ci sia questo tipo di discussione, però l'auspicio è che possa essere un invertire la tendenza anche in questo senso, riconoscere che ci sono veramente, vedendoli sul campo, anche proprio in un certo senso, due livelli di quella che è la crisi abitativa nel nostro paese, che dobbiamo riportare insieme. E vengo a un altro tema. Il caso di Milano è particolare, più simile probabilmente ad alcuni degli esempi che ho sentito dall'estero, in quanto è molto forte, più che la componente delle affittanze breve, è più forte la componente di affittanze per migrazione. Mi viene in mente il caso dello studente che arriva a settembre
e in un mercato ipersaturo non riesce ancora a trovarsi un appartamento e quindi si rivolge ad Airbnb, oppure del lavoratore che viene per qualche mese con un contratto a breve termine, vorrebbe stabilizzarsi ma non si sente ancora sicuro di fare un investimento in una città dove prendere una stanza può costare 600 e passa 600-700 euro, dove gli affitti sono assolutamente oramai inavvicinabili per quelli che sono gli affitti medi. E quindi anche questo aspetto va calibrato e tenuto in considerazione. Sicuramente è importante tenere conto di quelli che sono gli aspetti delle limitazioni del numero di giorni, proprio per venire incontro a questo diverso tipo di locazione che sempre di più in contesti di grandi città europee sta diventando il core business di Airbnb, anche se comunque pure per Milano la componente turismo, pure in una città che non era mai stata abituata a pensarsi turistica, che non è mai stata turistica, dopo il Covid ha vissuto un'esplosione. Io sono anche vicepresidente della Commissione Turismo, stiamo vivendo veramente un'esplosione anche delle affittanze turistiche, tuttavia non c'è tanto la percezione di quella componente su quello che è il problema, e dobbiamo fare tanto lavoro su quello, anche perché proprio vivendo in questo momento un'esplosione di quello che significa trasformarsi in una città turistica globale, forse siamo ancora in tempo a lavorare su certi meccanismi che magari in contesti come Venezia o Firenze sono più incancreniti e più difficili da affrontare. C'è un altro tema che mi sembra interessante e che a mio avviso rende conto di quella che potrebbe essere l'importanza di dare effettivamente spazio a quelle che sono di calibrare territorialmente quelle che sono i diversi regolamenti, ed è il tema del fatto che in alcuni contesti ci sono dei fortissimi picchi di concentrazione, quindi anche cercare di capire come agire. Penso banalmente in un contesto come quello milanese ad eventi internazionali come la settimana della moda piuttosto che il salone del mobile, ma penso anche, caso che mi viene in mente, Lucca con il Lucca Comics, dove ci sono delle altissime concentrazioni che fanno salire estremamente i prezzi e rendono possibile in poche settimane addirittura rendere lucrativo l'affitto che si avrebbe lo stesso affitto che si avrebbe in un anno intero con affitti a lunga permanenza. Per quanto riguarda l'appoggio alla proposta, Alta Tensione Abitativa è stata invitata al forum dell'abitare che si terrà settimana prossima, a inizio di questa settimana che viene a Milano, organizzato dall'assessorato alla casa, proprio in virtù di quell'attenzione che comunque c'è da parte dell'amministrazione di cui faccio parte. Da parte di mia personale, io sono attivista di Europa Verde, e assolutamente c'è sostegno come referente a livello nazionale della giovanile. Ho partecipato alla stesura di quello che è stato il programma nazionale per AVS, e uno dei punti di riferimento sul tema della casa è stato sicuramente la proposta di alta tensione abitativa, quindi assolutamente non vedo l'ora di poter disseminare sul territorio e continuare a lavorare con tutte le persone, con tutte le città, e allargare sempre di più questo spettro per portare questa esperienza sempre più in alto e farla diventare veramente una proposta nazionale. Grazie. Grazie a tutti voi. Adesso è il momento di Alessandra Esposito di Set Napoli, Federica Montebelli da Rimini, Casa Madiba Network e Rumori Sinistri, e Riccardo Laterza, consigliere comunale di Trieste. Ringrazio anche gli ultimi interventi per aver in qualche modo allargato lo spettro a una serie di tematiche fortemente connesse. Certo c'è un mondo dietro le cose di cui stiamo discutendo, noi ci siamo focalizzati su una cosa, su una campagna, su una istanza concreta, ma che è quello della regolamentazione delle locazioni turistiche, ma vediamo come in realtà a partire da questo grimaldello si possono mettere in discussione molti processi che avvengono nelle nostre città, che minano in qualche modo il diritto alla città e all'abitare.
Passo la parola allora ad Alessandra, grazie. Grazie. Innanzitutto un grazie doveroso perché dall'inizio avete aperto ad altre città e lo state facendo anche ora in seguito all'emendamento di quest'estate, che è veramente qualcosa per noi di molto importante. Da Napoli ci siamo stati fin dall'inizio, eravamo in collegamento da remoto quando avete presentato a teatro, abbiamo organizzato insieme l'incontro di Roma e soprattutto ci siamo agganciati subito alla Rete 7 quando è nata, perché Napoli è stata una delle città in cui il fenomeno delle locazioni turistiche è cresciuto più velocemente. Provo a rispondere alle sollecitazioni sulla proposta, raccontandovi però anche qualcosa di Napoli. L'aspetto che prima Meneguzzo sottolineava dell'aver eliminato la soglia, aver eliminato la percentuale per dare la possibilità ai comuni di in qualche modo trovare una formula che funzionasse nelle singole città, nei propri territori, per noi è un tema particolarmente delicato. Ne abbiamo parlato anche nel primo incontro che abbiamo fatto un anno fa. Per Napoli quella soglia è particolarmente delicata. Vi do qualche numero, so che ormai siamo un po' stanchi, però forse può essere utile. Intanto Napoli è una città non spopolata ma densamente abitata nei quartieri in cui il fenomeno è esploso, quindi abbiamo un'altissima concentrazione di case vacanza, di locazioni turistiche, dove c'è un'altissima concentrazione di popolazione che vive in una condizione di sovraffollamento. Cioè, seppure noi togliessimo la pressione turistica adesso dal centro storico di Napoli, avremmo più residenti che vani abitabili all'interno delle unità abitative. Ci sono persone che abitano, per capirci, anche nei C1, C2, in patrimonio che non è formalmente residenziale. Vi do i numeri ufficiali che però dei residenti che però risentono della mancanza degli studenti fuori sede, di immigrati che non hanno la residenza nel centro storico, di giovani precari che sono arrivati a Napoli per studiare o per lavorare e non hanno mai spostato la residenza. Il riferimento è il censimento 2011. Municipalità 2, la seconda municipalità, per capirci, è quella che comprende la zona dei presepi, no? Abbiamo 92.272 abitanti in 4,56 km quadrati e 3.027 alloggi turistici, sempre in questi 4,5 km quadrati al 2019. Quartiere San Lorenzo, 48.078 abitanti in 1,42 km quadrati, 1.444 locazioni turistiche. In un contesto in cui non possiamo permetterci di perdere neanche un'unità abitativa, ma anzi avremmo avuto bisogno da anni di un piano di politiche abitative, di un piano di residenzialità pubblica per far sì che che chi abita in centro storico in una condizione di sovraffollamento potesse uscire dal disagio abitativo e abitare in una quadratura decente, dignitosa e ben illuminata. Abbiamo avuto anche il carico delle locazioni turistiche che per Napoli in 10 km quadrati del centro storico, che sono i quartieri e la zona dove vive il sottoproletariato urbano, ha una media di 7.500 alloggi locazioni turistiche, fino a toccare i picchi di 8.000 locazioni turistiche nelle zone, nei momenti caldi per noi, che sono il Natale e altri momenti dell'anno in cui abbiamo dei ponti caldi. Quindi una pressione altissima in una città dove sono stati annunciati 10.000 sfratti dopo il blocco degli sfratti dovuto al Covid, che chiaramente gli sportelli per la casa denunciano che non è un problema che può essere trattato come un problema di un aspetto, una questione di ordine sociale, è un problema abitativo legato all'incidenza della rendita su affitti bassissimi. E quindi la questione della soglia diventa un po' per noi un boomerang, un'arma a doppio taglio, perché, come dicevano da Genova, la discrezionalità che può avere il comune nel determinare questa soglia ci preoccupa tantissimo, perché non vorremmo che fatto il regolamento il comune potesse dire: ok, io ho regolamentato le locazioni turistiche a Napoli, me ne faccio un vanto, ma l'ho fatto con maglie talmente ampie e larghe che addirittura ci permettono di crescere in quartieri dove appunto la condizione abitativa è drammatica in questo momento. Provo a farvi un paio di domande su alcune questioni che potrebbero restare ambigue nella proposta così com'è. Una è il principio del un host, un'autorizzazione.
Se per host intendiamo il proprietario, quindi il signor Mario Rossi ha l'autorizzazione, che ne è degli intermediari che gestiscono l'appartamento del signor Mario Rossi, ma anche di 1000 altri proprietari che hanno autorizzazioni singole, ma che sono tutte affidate a un intermediario che quindi continua in qualche modo a gestire in maniera concentrata un segmento di mercato altamente professionalizzato. Cioè potrebbe succedere che il grado di professionalizzazione viene intaccato, ma non tantissimo, perché c'è un intermediario che non è l'intestatario dell'autorizzazione, mentre ci sono tantissimi piccoli proprietari di seconde case che forse potremmo dircelo, sono anche un po' il problema per cui è impopolare qualsiasi tipo di, diciamo, regolamentazione e controllo della rendita in Italia. Sono anche un po' i piccoli proprietari il problema. L'altra questione è quali sono gli obblighi delle piattaforme. E con questo chiudo, degli esempi positivi che abbiamo visto dall'Europa in altre città hanno in qualche modo obbligato le piattaforme ad assumere, cioè a fare i conti con queste regolamentazioni e mettere dei blocchi, soprattutto quelli temporali, da piattaforma. Uno dei rischi che in cui potremmo inciampare è che una volta ottenuto il regolamento siamo costretti a fare un controllo capillare porta a porta nei quartieri o aspettarci che qualcuno segnali chi fa attività senza licenza, senza riuscire però a intervenire a monte, cioè sulla parte digitale. Cioè abbiamo un'altra strumentazione analogica per gestire un fenomeno che è coordinato sul piano digitale, potrebbe crearci dei problemi. Quindi uno dei temi è capire come facciamo, oltre ad inserire questo articolo all'interno della legge, anche ad obbligare le piattaforme poi a tenerne conto. Dico un'ultima cosa per anche sollecitare. Con me da Napoli ci sono anche una consigliera comunale della seconda municipalità, che è Chiara Capretti, e una collaboratrice dell'assessorato all'urbanistica del comune, che è una collega ricercatrice, Sofia Moriconi, e lo dico soprattutto perché poi ci sarà bisogno sia sulla soglia che su altre cose di fare un po' di pressione su come vengono implementati questi strumenti. Uno degli ostacoli che vediamo come set è il blocco di interesse delle associazioni degli host, che in Italia sono fortissime. Cioè ancora prima di arrivare alla questione dei proprietari di più immobili, che nel caso di Napoli per esempio sono una questione che c'è un'altissima concentrazione della proprietà immobiliare, le associazioni degli host in questi 10 anni di mancata regolamentazione del fenomeno nel frattempo sono diventate fortissime, quasi quanto Federalberghi probabilmente in alcuni contesti. Penso che uno degli ostacoli che potremmo incontrare si muove su quel piano, sarà su quel piano lì. Grazie Alessandra per tutti gli elementi anche che ci dai rispetto alla necessità di continuare poi il dibattito sugli strumenti che abbiamo ipotizzato, che credo che debba essere una caratteristica che ci contraddistingue, cioè di continuare a perfezionare tanto i dispositivi che abbiamo previsto, tanto la nostra capacità poi di attivazione che renderà magari possibile arrivare a una regolamentazione. Federica. Allora, un saluto a tutte e a tutti. Intanto grazie mille per questo invito. Io dunque oggi pomeriggio siamo qua in realtà come spazio sociale, che è Casa Madiba Network, ma anche come operatrice sociale di una struttura per persone senza tetto che lavora nell'ambito dell'homelessness a Rimini, città del turismo di massa, conosciuta sicuramente, no, su questa accezione qui e di un turismo che però da quelle caratteristiche lì, anche post boom economico eccetera, è in realtà cambiato molto, e nelle forme anche nuove che ha acquisito poi è andato ad impattare notevolmente anche su quello che sono le ricadute in termini in particolare urbanistici e sociali che vediamo in città, e con un turismo che appunto soprattutto poi a partire anche dalle post pandemia ha impattato e fatto saltare per aria tutto quello che era anche quel labile equilibrio sul fronte degli affitti, quindi un'impennata e un cambio molto molto drastico, accelerato, dato appunto in pochissimo tempo sul fronte della tipologia delle locazioni, quindi
di fatto è pressoché più o meno impossibile riuscire a trovare nella nostra città, che rimane ancora comunque una città tendenzialmente anche piccola, siamo sui 150.000 abitanti, degli affitti annuali, quindi tutti gli affitti sono di fatto compressi in periodi che possono essere o stagionali, con un cambio sul fronte dagli studenti ai turisti, quindi dall'inverno all'estate, e invece poi un'incidenza anche che stiamo vedendo con sempre più frequenza sul discorso proprio delle affittanze brevi. E un cambio, questa cosa qui ovviamente si è accompagnata anche a quei cambi che poi sono stati riportati e condivisi anche da altre realtà sul fronte anche della conformazione della città, no? Quindi politiche urbane che vanno a rigenerare in maniera totalmente funzionale, strumentale a un aumento dei flussi turistici e di processi di mercificazione alcuni ambiti e alcuni spazi della città, alcuni quartieri che diventano da una parte praticamente invivibili per i residenti, e dall'altra vanno ad apportare anche l'apertura e il fatto di erogare poi nuove licenze sul fronte anche delle attività commerciali, ristoranti, bar, eccetera, e con il fatto anche di una nascita molto forte di agenzie che sono proprio specifiche per gli affitti brevi, quindi un cambio molto, molto importante da questo punto di vista qua, in una città che poi sconta a livello come le altre città e di conseguenza anche da un livello nazionale un'assenza totale di un intervento di medio e lungo periodo sul fronte delle politiche abitative, quindi di fronte anche ad un cambio che c'è stato poi, come dicevano anche altri prima di me, della composizione delle persone che vivono la condizione abitativa, no? Che in questo momento qua non sono più diciamo chi vive anche una condizione di povertà, ma sono sempre di più persone simili, no? Comunque che appunto hanno anche redditi e un lavoro più o meno stabile, e qui vengo infatti anche un po' al secondo punto che così avevamo piacere un po' di condividere, che era il discorso anche di un approccio, no? E di riuscire, almeno stiamo cercando anche di muoverci in città sul fatto di tenere insieme dentro, cioè di partire dal fatto che l'abitare è sicuramente un terreno molto molto complesso, arricchito di tantissime sfumature, e dell'importanza e della necessarietà di riuscire a tenere insieme i vari interventi, no? E non segmentarli e scollegarli tra di loro. Perché dico questo? È perché fin dall'inizio, dall'anno scorso, da quando alle Tognole è stata presentata questa proposta di legge, e diciamo nelle capacità anche poi di aver organizzato un incontro anche pubblico con Giacomo in città proprio per presentare la proposta, e cioè questa proposta ci è sembrata molto valida, perché regolamentare gli affitti brevi in questo momento qua significa andare ad impattare anche su quelle che sono le politiche che riguardano l'intervento sulla grave marginalità adulta, sull'homelessness, sul fatto che significa poi appunto andare anche a contrastare tutto quello che sono il discorso degli sfratti, che vediamo essere poi un problema anche nella nostra città molto forte e con numeri importanti, e quindi riuscire ad andare avanti in questa direzione qui, partendo anche dall'altro assunto, che è quello che un po' abbiamo sempre indagato, no? Anche in città, e non è un tema nuovo, di come poi la monocultura turistica e quello che ne deriva in termini anche di ricadute, di conseguenze, sia strettamente collegata al tessuto economico e quindi alla forma anche del tipo di lavoro e del turismo, no? Questa cosa qua su Rimini è un dato molto molto diciamo forte, a fronte del fatto anche di una stagionalità e di un lavoro che è sempre più sottopagato, precario e anche appunto cioè molto lontana a volte da quello che è il perimetro del contratto collettivo nazionale del lavoro, e motivo per cui poi anche dentro la rete 7 avevamo portato un po' questo tema qui, e a fronte appunto di un lavoro di un'economia anche territoriale che
fornisce un lavoro appunto stagionale, precario, eccetera, e dall'altra parte di richieste di garanzie con fideiussioni, con volontà di contratti statali, perché queste sono le richieste che in questo momento vengono fatte per chi vuole affittare una casa a Rimini. E sul che fare, innanzitutto appunto grazie per aver aperto questo percorso qua, per aver riconvocato anche un momento nazionale come quello di oggi per rifare il punto. Sicuramente per noi l'avvio anche di tutta la campagnata di alta tensione abitativa in città è stata una cosa molto importante, perché ci ha permesso anche di andare ad aprire alcune questioni all'interno dell'amministrazione comunale rispetto ai vari livelli che anche come con l'associazione piuttosto che con altri strumenti riusciamo ad agire, e a portare lì anche l'evidenza del fatto che è necessario ed è urgente riuscire ad intervenire anche a livello appunto di amministratori, di chi governa le città su questo tema qua, prima che la cosa parta definitivamente si perda totalmente il controllo. E crediamo anche che il percorso fatto e questa proposta di legge sia un'azione anche molto radicale per i temi che va a toccare, i nervi scoperti che tocca e su cui può impattare, se appunto tutte poi siamo anche brave, no? A potenziarla, a dargli sostanza, e che possa essere in questo anche un contenitore di convergenza di tante lotte, esperienze che appunto sono radicate e che tengono un riflettore acceso sulle città rispetto al tema e alla problematica dell'abitare. E una cosa che ad esempio, di cui almeno noi a Rimini sentiamo l'esigenza, è anche quella di pensare ad un tour, no? Tra virgolette, che possa toccare le varie città e che possa poi dare anche alle realtà che locali degli strumenti anche in più, per riuscire poi a spingere sempre di più dentro quel livello anche amministrativo e di governo della città, per far sì che poi vengano adottati dei provvedimenti appunto reali, efficaci, che inizino a regolamentare e ad andare a sanare questo grosso buco nero che abbiamo in Italia. Ecco, quindi grazie. Grazie mille Federica per il quadro e per la proposta anche. E passo la parola a Riccardo, la terza, da Trieste. Grazie Giacomo, buonasera a tutte e a tutti, e innanzitutto vi ringrazio anch'io per questo invito, per questo coinvolgimento. Purtroppo noi di Adesso Trieste non abbiamo potuto partecipare a questa fase di redazione della proposta, ma con grande felicità partecipiamo a questa seconda fase, diciamo, di promozione di questa proposta di legge. Lo faremo, lo proveremo a fare anche nella nostra città con gli strumenti che abbiamo a disposizione. Quindi innanzitutto sicuramente l'inchiesta, quindi l'indagine per comprendere meglio anche qual è effettivamente la situazione abitativa e la pressione che il mercato abitativo subisce a Trieste a fronte degli affitti turistici, con la mobilitazione, il coinvolgimento anche di altre realtà attive a livello cittadino, e poi ovviamente anche con gli strumenti istituzionali, purtroppo non tantissimi all'opposizione, però quelli che abbiamo li metteremo a disposizione per provare a fare pressione e fare in modo che questa proposta possa fare strada. Partendo da ovviamente un contesto che è molto diverso da quello di altre città, sicuramente Trieste non ha ancora, aggiungo però, sottolineo ancora, la pressione turistica che hanno città appunto come Venezia, come Firenze, anche se mentre prendevo appunti per questo intervento un mio amico mi ha scritto un messaggio WhatsApp e mi ha detto: guarda, c'è una famiglia con 2 figli che conosco che si è appena trasferita in città, è disperata, non riesce a trovare una casa, un affitto a lungo termine, e mentre lo sta cercando ha trovato appunto un affitto a breve termine, un affitto su Airbnb per, come dire, tamponare l'emergenza. Non è un dato statistico, ma anche in una città che ha 12.000 case sfitte e che ha subito un decremento demografico notevolissimo negli ultimi decenni, le cose iniziano a muoversi purtroppo nella direzione ovviamente sbagliata. E questo mi fa dire, guardando appunto invece alle realtà in cui questo mercato si è completamente sviluppato e la speculazione ha fatto molta strada, che prevenire è meglio che curare. Quindi poter avere uno strumento come quello delineato dalla legge che viene proposta, anche per situazioni come quelle di Trieste, è fondamentale. Tra le tante cose che avrebbe dovuto insegnarci la pandemia, dal mio punto di vista,
c'è anche il fatto che dovremmo accantonare per sempre l'idea che lo Stato possa e debba intervenire, sia legittimato a intervenire solo a valle dei fallimenti del mercato, solo dopo che si sono creati i danni, no, appunto come dire, dei fallimenti del mercato. Ecco, penso che invece serva ragionare anche di come si può intervenire a monte e questa proposta penso lo faccia in maniera veramente adeguata. Penso possa essere un tassello ovviamente di un insieme di politiche abitative che oggi mancano completamente, lo si è detto anche in tanti altri interventi. Il PNRR, per esempio, avrebbe potuto essere una grande occasione per rinnovare le politiche abitative di questo paese, invece a Trieste quello che vediamo, e con questo condividiamo il dramma con i compagni genovesi, condividiamo questa assurdità di 60 milioni del PNRR investiti, speriamo ovviamente non avvenga mai, ma il progetto sta andando avanti, per costruire un inutile e impattante ovovia che dovrebbe collegare l'altopiano carsico al centro città senza alcuna utilità trasportistica, se non l'idea appunto faraonica di sviluppare il turismo di massa. Tutto questo abbattendo 4 ettari di bosco, di cui buona parte in un'area Natura 2000 protetta, e poi con un tratto bellissimo in piano, quindi un'ovovia in piano, che dovrebbe appunto attraversare un'area che oggi è totalmente abbandonata, quella del Porto Vecchio, nella quale verranno investiti altri milioni del PNRR per delle opere di urbanizzazione, per poi alienare 140.000 metri quadri di superficie a un unico investitore privato, per realizzare, queste sono le ultime stime, 38.000 metri quadri di residenza ovviamente privata, 12.000 metri quadri di alberghi, 52.000 metri quadri di misto residenziale direzionale e 35.000 metri quadri di commercio al dettaglio. Tutto ciò in una città che ha perso migliaia di abitanti, che ha centinaia di negozi sfitti, nella quale ovviamente sarebbero ben altri gli interventi di rigenerazione urbana, quella vera, se vogliamo provare a dare un significato vero al termine, che bisognerebbe realizzare. Aggiungo un'ultimissima osservazione sulla bontà di questa proposta, e cioè che mi sembra che intervenga nel provare a dotare di strumenti enti che strumenti purtroppo ne hanno pochissimi per intervenire sull'ambito del diritto all'abitare, e in questo mi sembra che si inserisca in maniera molto intelligente in un dibattito che è assolutamente aperto in questo momento anche a livello nazionale, che è la questione dell'autonomia. Oggi quando si parla di autonomia, quello a cui si pensa è a una sorta di egoismo proprietario, no? Penso a quello dell'autonomia differenziata, in cui i territori più ricchi, l'obiettivo che devono avere nella contesa politica è quello di trattenere il più possibile le risorse sul proprio territorio. Invece mi pare che questo sia uno strumento di autonomia intelligente, nel senso che vuole dotare un ente locale importante come il comune di strumenti per intervenire concretamente su dei problemi concreti e sempre più urgenti che si determinano proprio a livello territoriale, e lo fa identificando qual è la scala dove intervenire. Questo secondo me è l'uso intelligente dell'autonomia, identificare le scale dove si determinano problemi economici, sociali e ambientali, e dove di converso ovviamente l'istituzione della politica deve avere degli strumenti concreti per poter intervenire. Per cui concludo di nuovo ringraziandovi per tutto il lavoro di studio, di mobilitazione che è stato fatto finora. Siamo contentissimi di poter aggregarci in corsa e di poter contribuire anche noi, e speriamo veramente che si possa appunto invertire la tendenza. Grazie ancora. Grazie mille. Allora, grazie mille a tutti i nostri relatori ospiti dalle varie città italiane. Abbiamo finito il giro delle città ospiti. Aspetta un attimo, un ringraziamento particolare anche perché a Venezia spesso siamo convinti di vivere in una situazione estremamente particolare, così particolare che i nostri problemi sono così diversi da quelli degli altri. Invece riconoscersi in problemi collettivi e trovare collettivamente gli strumenti per confrontarsi con questi problemi è una cosa per noi estremamente importante. Oltre ad Andrea che è salito giustamente qua, ho 2 interventi da... Sì, però volevo ricordare che oltre a chi è intervenuto... Ah, giusto. No, ma questo perché non è che ti puoi ricordare tutto, esatto, è possibile. E non me l'ho ricordato neanche io, me l'ha detto la Maria. Scusate, siamo un movimento e come tale ci diamo una mano. E volevo ricordare che abbiamo ricevuto anche messaggi di adesione e di partecipazione al percorso da il Consiglio Comunale di Torino e di Trento, e ci sono 2 consiglieri comunali che hanno mandato
appunto 2 messaggi che abbiamo pubblicato sulle pagine di Alta Tensione Abitativa, e abbiamo ricevuto una lunga lettera di adesione del Sunia Sicilia, che si fa anche portavoce presso il Sunia Nazionale, e questa lettera credo la pubblicheremo, invece non l'abbiamo ancora pubblicata, non facciamo in tempo a leggerla qui. C'è un altro messaggio importante che è arrivato da parte invece di Marta Bonafoni, che è consigliera comunale a Roma del Lazio, e vi leggo soltanto un piccolo passaggio. Considero la battaglia per la regolamentazione degli affitti brevi uno dei cardini della sfida più grande per il diritto alla città, nonché una delle occasioni più consone per dimostrare che la lezione del Covid non sia passata invano, lasciando sul tappeto solo lutto e crisi anziché un'occasione di radicale cambiamento, che mi pare una interessante riflessione, soprattutto oggi, che è la giornata proprio del ricordo delle vittime del Covid. Con questi ulteriori saluti da altre città che si aggiungono, credo che Giacomo stesse passando, invitando a intervenire l'ex onorevole, ma si rimane onorevole diciamo nella vita, Nicola Pellicani, che in questa storia chiaramente ha un ruolo importante per la città di Venezia, ma insomma il suo è stato un emendamento a livello nazionale, ed è con noi anche l'onorevole Luana Zanella, e visto che la nostra è una proposta di legge nazionale, ci sembra importante avere anche un intervento da parte di chi oggi siede nel Parlamento, a cui chiederemo di riflettere su questa proposta. Grazie. Anche a voi chiediamo di essere telegrafici. Luana ti cede la priorità. No. Perché hai Okay. cominciato tu? Perché sembra, Come volete voi. che faccia ordine. Okay, colgo l'occasione per salutare, ci sono anche diversi consiglieri comunali seduti tra di noi e che seguono i lavori. Colgo l'occasione per salutarli e ringraziarli tutti. Bene, allora cercherò di essere brevissimo, visto anche l'ora che si è fatta. Intanto io vi ringrazio non solo per l'invito, ma per la bella iniziativa che ha il merito di aver riportato l'attenzione su una questione che dopo l'approvazione dell'emendamento che tu ricordavi, Andrea, è calato un po' alla volta in silenzio in comune e anche in città, purtroppo, tant'è che anche i leoni da tastiera si sono tranquillizzati probabilmente, li vedo molto più tranquilli nel mio profilo Facebook dopo essere stato bombardato per settimane e settimane. Ecco, io vorrei partire subito dalla questione della vostra proposta, che mi pare non solo di grande interesse, ma di grande importanza, perché questo è chiaro che non è un problema di Venezia, è un problema internazionale, come abbiamo visto dagli interventi che avete ospitato, ma è un problema quindi che interessa tutta Italia, tant'è che inizialmente io avevo iniziato nel 2019 con una proposta di legge presentata alla Camera che puntava a regolamentare il fenomeno in tutta Italia. Vedo qui la vice sindaca di Bologna che si ricorderà, era prima del Covid che ci siamo sentiti perché lei era interessata a sviluppare la questione. Poi insomma, per farla breve, siamo arrivati all'emendamento. Io quindi credo che la vostra proposta tanto sia interessante, che continuare a questo percorso, io trovo di grande interesse, poi non entro nel merito, ma la questione della flessibilità che è fondamentale, perché non tutti i comuni hanno le stesse esigenze e quindi va calibrata territorio a territorio, città per città, e questo mi sembra fondamentale. Quindi io reputerei essenziale continuare questo percorso di aggregazione, di approfondimento e di miglioramento, anche perché poi le proposte vengono sempre integrate, migliorate, sapendo però che siamo consapevoli che comunque è un percorso lungo quello su cui vi siete incamminati, no? Perché una proposta di legge di iniziativa popolare statisticamente non so quante in Italia ne sono state approvate, però io credo che sia importante per sensibilizzare l'opinione pubblica, per sensibilizzare le amministrazioni, che sono tantissime dalla parte nostra, oserei dire, perché insomma è una battaglia comune che stiamo facendo, e soprattutto per far sentire i cittadini che non sono soli,
che c'è chi sta pensando concretamente a come risolvere questo problema. Io quindi mi muoverei in un doppio binario, diciamo così, da veneziano, visto che abbiamo fatto una panoramica generale. Da veneziano io dico muoviamoci su un doppio binario. Il binario è quello di portare a casa una legge nazionale, ma intanto di far applicare la legge che c'è. Perché le leggi c'è già. Noi qui, questa è la legislatura scorsa, ha fatto poco, ha fatto tanto. Comunque per Venezia ci sono stati alcuni provvedimenti importanti. L'autorità per la laguna, poi andrà migliorata, andrà fatta. Il centro sui cambiamenti climatici, la legge sulle locazioni, sono leggi da 3 anni, le prime di queste, e non è stato fatto ancora nulla. Allora dobbiamo interrogarci su questo, su anche l'attenzione, adesso che parlo anche da libero cittadino, come dire, non avendo più cariche, anche sull'attenzione che hanno le forze politiche su queste questioni. Perché se da un lato c'è sempre la preoccupazione, ad esempio per le locazioni turistiche, di salvaguardare la proprietà privata, quindi anche il mio emendamento è stato costruito in modo che non potesse essere attaccato anche da eventuali ricorsi, eccetera, ma a me pare che la preoccupazione principale sia quella di salvaguardare e di non intaccare le rendite di posizione di questa città, che sono tantissime, di cui quella delle locazioni turistiche è una sola. Io credo che se noi non abbiamo il coraggio di parlare di questo, noi questa città rischiamo di perderla definitivamente, di avere tanti bei progetti, tante belle idee, di avere fortunatamente tanta gente ancora interessata al destino della propria città, ma un po' alla volta rischiamo di perderla su tante questioni, no? Per quello che sappiamo. Ora, io la faccio breve, ancora solo due minuti. Se abbiamo potuto approvare questo emendamento solo per Venezia, approvando appunto prima, ricordavo di approvare una legge che valesse per tutti, trasformata in un emendamento generale, accolto con freddezza da tutte le forze politiche, non solamente dalla centrodestra, da tutte le forze politiche, poi l'ho concentrato su Venezia. Su Venezia perché? Su Venezia perché compie 50 anni quest'anno, abbiamo una legge speciale che dice cosa? Quindi come comincia l'emendamento approvato? 3 righe, leggo. Alla fine di favorire l'incremento dell'offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata e la residenzialità nel centro storico, nonché di tutelare il patrimonio storico, artistico e ambientale di rilevanza mondiale, la cui salvaguardia è obiettivo preeminente interesse nazionale, ai sensi della legge 16 aprile del 73. Ecco, questi che sono gli obiettivi fondamentali della legge speciale approvata 50 anni fa, sono stati centrati oppure no? Io purtroppo devo dire che la legge speciale, che tanto è servita, no, per tanti interventi che hanno migliorato, riqualificato la città, insomma i più anziani si ricordano com'era appunto 50 anni fa, però gli obiettivi fondamentali, che è quello appunto di salvaguardare la residenzialità innanzitutto, ma in generale la funzione socio-economica della città, io credo che su questo dobbiamo ragionarci, se gli obiettivi sono... gli obiettivi e le responsabilità sono tante, sono di tutti, hanno governato tutti, però ci troviamo di fronte a questo tema e noi, ripeto, rischiamo di perderla, la città, se non agiamo concretamente anche su alcune questioni. E certo, siamo stati criticati tantissimo da tutti, vi ricordate l'assemblea fatta in campo Santa Maria Formosa, cioè perché lì si tratta anche di capire, e questo sarebbe interessante nelle altre città, ad esempio europee, dove sono state introdotte le regole, capire come sono stati gestiti i conflitti sociali su quello, perché questo è un tema effettivamente, no? L'abbiamo visto plasticamente in quel pomeriggio in campo Santa Maria Formosa. Ed è chiaro che chi ci accusava, ma non è così che ripopoliamo Venezia, lo sappiamo benissimo. Lo sappiamo benissimo che non basta una regola per disciplinare, non per vietare, ma per disciplinare come sono disciplinate tutte le attività economiche in questa città e in tutto il paese. È chiaro che serve un mix di azioni, di cui la regolamentazione delle locazioni turistiche è una di queste. Un altro fenomeno, certamente da fare, è agire sulla base economica della città, perché vediamo le storture che porta la monocultura turistica, ormai l'abbiamo sperimentata da tanti anni, e concludo, l'altra questione è quella di prevedere degli incentivi per chi affitta, chi fa locazioni di lunga durata, chi sta almeno un anno e mezzo per motivi di lavoro, di studio, cioè i nuovi cittadini, così li troviamo. E su questo guardate che, sempre parlando di legge speciale, vi ricordate che negli anni 80, anni 90, le lenzuolate del Gazzettino,
e cito la concorrenza, che di tutti i contributi a fondo perduto, 40%, cos'era, mi sembra che fossero sul 40%, per riqualificare gli immobili residenziali, perché quella era l'esigenza di allora, che tanto ha portato a riqualificare parte della città, adesso dobbiamo portarli e bisogna investire le risorse che ci sono in questo comune della legge speciale, parallelamente all'applicazione di questa regolamentazione, incrementare e cercare di dare degli incentivi attraverso i fondi della legge speciale, che questo è possibile. Bologna lo sta facendo, c'è qui Emily che può confermarlo, che hanno stanziato mi pare 1,3 milioni per a chi dà in locazione le residenze appunto agli abitanti della città, oppure a chi viene a vivere la città per periodi più lunghi. Questo possiamo e dobbiamo farlo, e io credo che questa deve essere una battaglia nostra, di chi condivide questi elementi di Venezia. Grazie. Grazie Nicola, la parola. Sarò molto Luana. Grazie, mi è piaciuto moltissimo l'intervento di Pellicani, perché è così appassionato, così ancora coinvolto, anche ottimista in un certo senso, nonostante tutto. E quindi io sulla sua scia devo innanzitutto complimentarmi, perché la giornata è stata intensa, anche un po' faticosa forse, però estremamente utile per me, perché ho avuto la possibilità di avere la fotografia dello stato dei vostri lavori. Insomma, per noi che siamo parlamentari questo è fondamentale. Come dicevo prima a Segre, io sono qua a disposizione come parlamentare, perché è del tutto evidente, e intanto per chi non mi conosce, io faccio parte della Alleanza Verdi e di Sinistra, che, come diceva prima il consigliere comunale di Milano, ha nel proprio programma questo tipo di progettualità. E mi rendo conto, nella stesura del programma stesso, lo dicevi bene tu, mi sono resa conto che ci sono delle grandi differenze tra realtà e realtà. Per esempio i 5 anni, no? La temporalità di 5 anni mi è stata criticata, che abbiamo messo nel programma, è stata criticata da Taranto, per esempio, perché ci sono altre esigenze. Comunque, per farla breve, io metto a disposizione quello che ho. Ovviamente si tratta di una iniziativa di legge popolare e quindi va rispettata, perché la cosa più semplice sarebbe presentare la fotocopia e questo non andrebbe bene. Quindi, però possiamo anche presentare assieme a altri, infatti mi meraviglia di essere la sola qui come rappresentante del Parlamento, Camera e Senato, ma con altri e altre presentarla alla Camera o al Senato, meglio alla Camera, ci sono più giornalisti interessati di solito, e voi siete voi i protagonisti, non noi, e noi siamo lì a fare la mediazione. Ecco, questo possiamo fare. Ma con un po' di esperienza che ho io, essendo stata nella pubblica amministrazione comunale per tanti anni, dico che bisogna mantenere uniti i 3 livelli, quello del basso è ovvio, no? E voi avete fatto un lavoro enorme, devo dire, anche piuttosto raro nei miei giri, insomma, quindi siete stati bravissimi e bravissimi. Poi quello regionale, lo diceva prima Ostanel, che adesso si è allontanata, peccato, e poi quello comunale, quello nazionale, insomma, perché da lì bisogna passare, e non è semplice, ancora meno semplice di quanto sia stato faticoso per te, che io mi ricordo quando ero io ancora nella prima e seconda legislatura, era difficilissimo far passare delle cose su Venezia, perché non ne potevano più di dare soldi, di sembrare, no, Venezia basta, abbiamo già dato tanto, te l'avranno detto anche a te. Bene, allora io mi metto, ripeto, a disposizione. E ultima cosa, il livello europeo forse è uno dei più
che potrebbero essere più frequentabili e interessanti da questo punto di vista, perché è il più lontano dagli interessi immediati, non che non ci siano le lobby, eccetera, eccetera. Però, insomma, forse, ecco, io lavorerei anche lì, molto, molto, molto. Mi sembra, no, sono due ambiti completamente diversi, seppur collegati, ma io ho visto le resistenze anche da parte del fronte della cosiddetta opposizione rispetto alle concessioni balneari. Rispetto alle concessioni balneari, che è lo scandalo degli scandali, che perfino la Corte dei Conti, ma lo stesso Presidente della Repubblica ha sottolineato, e lì ho visto una trasversalità. Capite? Quello è il grande problema che tu anche hai incontrato, e lì bisogna rompere e adesso anche sfidare anche tutta l'opposizione su questo punto. Grazie, ho parlato anche troppo. Grazie. Scusa, Andrea. Va bene, ci avviamo alle conclusioni. Sì, dovevo fare Grazie solo ancora, un appunto che mi è stato richiesto. Allora, per il momento questa è di sicuro un'iniziativa popolare, ma la nostra proposta di legge non è allo stato attuale una proposta di legge di iniziativa popolare con raccolta firme, eccetera. E la decisione su come proseguire perché questa proposta sia in qualche modo portata in Parlamento è una decisione che dobbiamo ancora assumere collettivamente con quanti vorranno fare propria la proposta e capire qual è la modalità molto, diciamo, pragmaticamente più utile per far progredire la campagna. Quindi ci tenevo solo per evitare ambiguità su questo. Ora la parola ad Andrea e ricordiamoci che alla fine ci sono anche 2 brevi filmati ed estratti da Welcome Venice. Le scene inedite. Sì, allora molto brevemente, intanto mi chiede Nicola di ricordarvi che Nicola Pellicani, che sabato 25 ci sarà una giornata di studio all'M9 sui 50 anni della legge speciale su Venezia. Allora, io credo che quello che abbiamo assistito oggi intanto è una bellissima occasione non solo di studio e confronto, ma di incontro e di unione di chi sente la necessità di tentare di sconfiggere soprattutto il grande ostacolo che abbiamo di fronte, che su questo tema esiste non soltanto un'opposizione molto forte nella classe politica e nella società, perché c'era chi da Napoli ricordava le associazioni degli host sono molto forti, e esistono ovviamente dei gruppi di interesse, delle lobby che si stanno organizzando, che sono organizzate a difendere gli interessi che si sono accumulati in anni di assenza di regolamentazione. Interessi in alcuni casi, come dire, anche assolutamente legittimi, legati proprio all'assenza di queste regole, no? Non è che si sono accumulati interessi sporchi, nascosti sotto a percorsi criminali o illegali, no? Dentro a questo luogo, questo spazio di assenza di regole. Ma non c'è soltanto questo, c'è un nemico ancora più ampio che è il senso comune rispetto a questo tema, no? Il senso comune che si è costruito in più o meno 30-40 anni in cui ci è stato detto che l'economia turistica era l'economia con cui far ripartire il paese in una direzione più pulita per rivalutare le nostre bellezze, i nostri centri storici, i nostri patrimoni culturali e per superare l'economia pesante dell'industrializzazione, no? Cioè, questo è stato raccontato in questi anni ed è così, l'economia turistica ha questo valore. E quindi anche ancora oggi molto spesso quando noi facciamo le iniziative i titoli sui giornali sono riunione, assemblea contro il turismo, no? E questo ovviamente ci schiaccia in un angolo rispetto a questo senso comune. Allora dobbiamo trovare anche un modo per provare non soltanto ad organizzarci tutti insieme, e oggi è stato un modo veramente importante che a me ha fatto piacere ascoltare, e ringrazio tutti coloro che si sono attivati per organizzare, per partecipare a questo modo, attivarsi tutti insieme per provare
ad affrontare chi cercherà di contrastare questa proposta, ma soprattutto provare a organizzare iniziative e direzioni per cercare di cambiare quel senso comune. E io credo che le strade siano, provo a tracciarne 4. Una è dare voce a quelle persone che pensano sia propria colpa loro se non ce la fanno a stare nei posti dove le case costano tanto, no? Parlavano gli attivisti di Genova, no? di persone che se ne vanno dai quartieri perché non ce la fanno e semplicemente si spostano. No? Quante persone in questi anni semplicemente si sono spostati da luoghi dove vorrebbero vivere, ma pensano che vabbè, se non ce la faccio mi sposto e non ce l'ho fatta. È come se ci sia stata la capacità di cambiare l'assenza di un diritto in una assenza di capacità. Queste persone sono tantissime, moltissimi sono qui, ma molti altri sono fuori di qui, non hanno uno spazio in cui riconoscere che questa assenza di capacità non è tale, ma è un'assenza di diritto. E mettere insieme la voce di chi ha questa esperienza è la prima strada, ma prima bisogna creare delle occasioni perché questo possa avvenire, no? E quindi tante iniziative come quelle che stiamo tentando di fare, che vanno dalla cena popolare a questa conferenza, servono soprattutto a questo, cioè a ricomporre un corpo sociale che è quello di chi subisce un'ingiustizia nell'aver tolto la centralità di questo diritto. E questo è un modo. L'altro modo è anche quello di dar voce a quei desideri che sembrano impossibili, ma che in realtà sono diritti. Cioè, a me piacerebbe vivere là, ma mi hanno detto che non si può. No? A me piacerebbe prendere in affitto una casa a Trieste, ma non posso, per cui provo a trovarla intanto su Airbnb. E potete applicarlo a tantissime vite che conoscete. In realtà è una condizione molto molto diffusa, no? Cioè, qualcuno lo diceva, non stiamo parlando di un'elite o di una minoranza, stiamo parlando di una maggioranza che non può seguire un desiderio che in realtà è un diritto e lo considera un desiderio impossibile. Anche a questi bisogna trovare un modo per dare accoglienza, spazio e voce, perché anche quello è l'altro corpo sociale che ha bisogno di questa proposta di legge, che non è una richiesta intellettuale di studiosi o una richiesta elitaria di chi vuole difendere la bellezza dei centri storici, no? Cioè quello che stiamo proponendo è una proposta di legge che mette al centro un percorso di equità e di giustizia. Non stiamo parlando più volte si è detto qui dentro, non stiamo parlando di decoro e bellezza. In realtà stiamo parlando anche di decoro e bellezza, ma stiamo parlando del diritto a quella bellezza, no? Stiamo parlando del fatto che poter vivere in un posto che io ritengo bello deve poter essere un diritto, non deve essere un desiderio impossibile, no? E non deve invece la bellezza diventare un'occasione di reddito e di profitto economico per altri che in quella bellezza non abitano, no? O che quella bellezza utilizzano transitoriamente. Tutto questo è un lavoro di costruzione, no? di occasioni di incontro come quella di oggi e come altre dobbiamo continuare a fare. Ora, certamente sono d'accordissimo con Giacomo, noi non abbiamo ancora deciso se raccoglieremo le firme per una proposta di legge popolare, però certamente quello di cui abbiamo bisogno è che la costruzione di questa proposta passi attraverso la costruzione di questi spazi, cioè passi attraverso offrire delle occasioni a persone per poter dire sì, questa cosa riguarda anche la mia vita, no? Perché rischio di non poter continuare ad avere un diritto o perché non posso accedere ad un diritto. Perché in fondo quello di cui stiamo parlando, no? Parliamo spesso si dice sempre che la nostra è una lotta contro gli affitti turistici. No, cioè non è questo, è una cosa più specifica, è contro la mancanza di regole per locazioni brevi, e qui abbiamo scoperto dal caso di Milano che non sono soltanto turistiche, ma sono anche transitorie di altro tipo, no? Cioè intercettano in realtà anche altri passaggi transitori
che vengono costretti ad essere transitori perché non possono essere residenziali normali, no? Quel tipo di locazione produce l'assenza di un diritto, no? La mancanza di regole su quel tipo di locazione produce l'assenza di diritto, per cui è quel tipo di assenza di un contratto sociale che produce la nascita di un'ingiustizia sociale, ed è quello su cui stiamo cercando di lavorare. La quarta strada fondamentale è, che abbiamo imparato oggi, a me è piaciuto tantissimo, è ascoltare le esperienze di altre città europee e cercare di fare alleanza con quelle altre città. Cioè, quando io ho ascoltato l'anarco-insurrezionalista di Amsterdam, cioè l'amministratore dell'House Department del municipio di Amsterdam, che con una chiarezza quasi più british che olandese spiegarci quali sono le regole che vengono poste ad Amsterdam, ho detto: Madonna, ma noi siamo veramente dei moderati scandalosi, cioè dobbiamo un po' rafforzarci, ragazzi, no? Cioè, è incredibile quando esci dalla bolla che hanno creato in questo paese, che è stata creata in questo paese, in cui ci è stato detto che lasciare il laissez-faire, il lasciar libero tutto ciò avrebbe prodotto sviluppo, punto, no? Cioè, ci hanno creato una bolla di grande miopia, no? E di grande incapacità di capire che cosa c'è dentro a questa falsità. Sentire Albert Tifting, si chiama così, giusto? Di Amsterdam, che con la sua ragionevolezza, quasi essere ragioniere, come si dice, ci spiega quali sono le regole che invece noi del municipio di Amsterdam riteniamo necessarie. Dici: ah, cavoli, e perché noi no? No? E scopri che quello che ti hanno raccontato non è soltanto una bolla, ma è veramente una costruzione di profonda falsità, dentro a cui in realtà è sotto attacco un diritto normalissimo, quello di dire: io voglio poter avere una casa che è legata al mio potere d'acquisto, al mio salario, e questo voglio poterla avere anche in un posto bello, dignitoso, non solo devo essere costretto ad essere cacciato fuori, e che quel posto bello e dignitoso viene invece affidato a profitti che lucrano su quella bellezza e su quei luoghi. Tutto questo lo facciamo per un motivo molto semplice, perché noi viviamo in luoghi di alta tensione abitativa che invece vogliamo provare a trasformare in luoghi di equa dignità abitativa. Grazie. Se volete vediamo sti estratti del converso. Sì, lanciamo gli estratti. Devo fare qualcosa per lanciare gli allora estratti? No, allora attenzione, devo però, scusate, un attimo solo, perché devo fare un attimo. Abbiamo già proiettato una volta. Devo chiarire che sono scene in cui non c'è stata la post-produzione, per cui vedrete degli elementi un po' grezzi, no? Cioè non c'è una color correction, il mix, l'audio, per cui sembrerà un film un po' debole da un punto di vista tecnico. Lo devo alle persone che lavorano con me e che non vorrebbero mai fossero proiettate queste cose, chiaro? Va bene, quindi chiedo scusa al mio direttore fotografia, al mio fonico, eccetera. Delle botteghe, this is near the Accademia Street, and the street is Cosa? Perché? Non ti hai visto i capelli? Grazie, prego. No, prego, pregare. No, pregare. Prego, grazie, prego. Prego, thank you. Prego. Allora, la lavatrice va bene, è che non è automatica, allora bisogna mettere il risciacquo alla fine. La traduci, per favore. Certo. Wait. La lavatrice funziona, dovete alla fine attivare il risciacquo. Ravno ta raboti, treba samo na kraj, da pustite priplakvane. 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 Thank you. Thank you. Thank you.
Good. Il resto? All ok? Rialto, San Marco? Yes, yes, everything's okay. We were make dinner yesterday in Il Baccareto. Da, ribata беше супер. Fantastic fish. Bene, good, good, good. Ciao, ci sei anche tu, piccola. Come ti chiami? Your name? Кажи как се казваш на господина? Rosa. Oh, che bel nome. Ciao Rosa. Francia? Parigi, Svezia? Stoccolma, E Svizzera? aspetta, Zurigo, No, riprova. e Zurigo, fidi te. No, te ho detto di no. Ma come no? E Zurigo, Berna. Berna. Ma nella città Berna, mai sentiami Berna. Ciao, sentiamo, guarda sul telefonino se non ti mi credi. Sta a fidarti sempre dei telefonini. Sì, va bene. Ciao Vecchio. Ciao nonno. Ale! Ciao Ale, siamo qua. Bellissima. Sì. Ma tolgo i melograni. Guai a te se ti tocchi i melograni. E la cugina? Beh, via tutto. Induzione. Giusto. Però ti da cambiare tutte le tecce. Due, tre, quattro camere da letto. Complimenti. Ma quanti figli volete fare? Intanto siamo pieni di stanze per gli ospiti. E così sai dove andare se litigate. Ma ti hai visto che cugina Chiga? Con una casa così non si litiga. Anche a me piace tanto. Sì? Sì. E adesso vado a fare un check-in. Ti aiuto? Dai, mamma, non sei difficile. È meglio se non lo fai da sola. Va bene. Ciao. Ciao papà. Ciao, pa. Ciao. Giorgio, è bellissima, complimenti. Era un delitto la sala ai turisti. Ma sì, tanto qui sei contenta. Dai. Sai dove stavamo quando ci siamo sposati io e Teresa? Dove stavate? A Marghera. Il locale, roba da poveretti. Hai preso quello stabile a Marghera? Come no? Viene fuori un albergo da 32 stanze. I miei partner non vedono l'ora. Cinesi? Russi, coreani. Non possono venire, ma comprano. Venezia non finirà mai. Ti manca solo la Giudecca. Mi stai proponendo un affare? A casa c'è. Vuoi vederla? Quanto serve? Te la mostro. Hai da fare? Adesso? Volentieri, dai. Ti piacerà.
È strana la Giudecca vista da qua. Senti com'è tutto perfetto qui. Vengo sempre qui quando voglio stare da solo. Ti senti spesso solo? Un po' come tutti. Anzi di più perché ho tante responsabilità. Sono le responsabilità che ci rendono soli. Non ti è mai capitato di pensare che se non ci fossi tu ci sarebbe un altro che le fa in maniera uguale, identica? Le farebbe qualcun altro, ma non uguali identiche. E poi i soldi se li darebbe lui. È bello quando decidi tu. Gli altri sono là che aspettano. Allora quello che succede lo decidi tu. E zac, vai di là. Come quando guidi la barca. Ho sempre a che fare con gente che recita, che finge di essere qualcosa. Voi invece siete persone vere. Lo apprezzo molto. Grazie. Grazie a te. Alla Giudecca. Alla Giudecca. Alla Giudecca. Uscendo trovate delle stampe molto più belle di queste del logo di Alta Tensione Abitativa. Se credete che sia giusto che andiamo avanti, abbiamo bisogno anche di un contributo e potete comprarle uscendo. Grazie a tutti e scusate, un grazie particolare, lei sa perché, a Maria. Grazie.